Buongiorno a tutti, possiamo iniziare? Buongiorno, innanzitutto ringrazio qui tutti i partecipanti. Si sente? No, così era. Mi sentite? Mi sentite? Buongiorno a tutti, ringrazio qui i partecipanti, vedo un grande numero, ne siamo onorati. Ringrazio il presidente Clara Campese per questa bellissima location, per averci ospitato in questo evento che secondo me è un'ottima risorsa per incontrarci insieme e poter condividere soluzioni e informazioni in merito ai tre argomenti che oggi approfondiremo: il fisco, i trasporti e le questioni assicurative. Passo la parola qui al presidente Marco Di Paola. Mi sentite? Mi sentite? Innanzitutto io ormai sono diventato quasi concittadino, anzi conterraneo veneto, perché passo più del mio tempo in Veneto che a Roma. Devo dire che ho moglie veneta, quindi è un piacere, però veramente sono delle occasioni importanti queste di poter venire in Veneto. E vi dico una cosa, rispetto all'ultima riunione dove sono venuto, che era quella di presentazione dei programmi, mi domando sempre poi se sono stesse persone. Invece vedo tanti volti nuovi e questo mi fa piacere, perché vuol dire che c'è una presenza del nostro movimento che è importante. Come federazione, insieme al consigliere Artioli, insieme a Luca Doria, di cui il consigliere Artioli segue il centro studi, Luca Doria segue tutta la parte dei servizi che la federazione fa, insieme ai presidenti regionali, a Clara Campese, stiamo cercando sempre di più di trasformare questa federazione, che fino a poco tempo fa era un'istituzione votata soltanto alle medaglie sportive, a diventare un'organizzazione a servizio degli utenti. Questo intervento di oggi, che stiamo ripetendo su tutto il territorio, dove ci avvaliamo anche della collaborazione professionisti di un certo spessore come l'avvocato Scianaro, come dottor Giuseppe Pozzato, che è anche un vostro consigliere che non vedo ma starà arrivando sicuramente, eccolo là Giuseppe, è un'occasione per cercare di dare delle spiegazioni a quelli che sono dei problemi che voi affrontate quotidianamente. Noi siamo consapevoli che oramai avete trasformato una passione in una professione. Purtroppo, per come è organizzato il sistema dello sport, non viene ancora riconosciuta questa professionalità. Io infatti parlo sempre di attività di istruttore. Nella realtà, signori, è inutile che ci giriamo intorno. Ognuno di voi è un professionista, ognuno di voi è un'azienda, ogni circolo è una piccola azienda familiare, e in questo mondo, in questa passione, ci passa pure dentro un'attività economica che è un'attività di sostentamento della famiglia. Quindi la nostra federazione è sempre più consapevole che chi opera nel sistema cerca pure delle risposte a dei problemi operativi. Questo è un cambiamento importante, un cambiamento che stiamo cercando di fare con l'aiuto di tutto il sistema, con l'aiuto dei presidenti regionali. Stiamo cercando sempre di più di semplificare per quanto è possibile, stiamo cercando sempre di più di poter essere vicini alle persone, e questi sono dei piccoli passi, credetemi. Sembrano cose, dice vabbè, avete fatto il dovere. Sì, sicuramente abbiamo fatto il dovere e sicuramente tante volte sbagliamo pure nel farlo, però è un cambiamento incredibile invece a livello di sistema. Noi viviamo in un sistema, quello dello sport, dove non viene riconosciuta la professione dell'istruttore. Viviamo in un sistema
dove un istruttore non ha una dignità previdenziale. Viviamo in un sistema dove un istruttore non ha un merito creditizio perché non può fare una dichiarazione redditi, perché è una situazione sconosciuta, confusa. Allora sono tanti cambiamenti che bisognerà fare in questa direzione. Sicuramente non è facile, sicuramente il percorso potrà essere poi lungo, sicuramente è un problema di sistema, perché poi non è soltanto lo sport equestre, ma sono tutti gli sport coinvolti in queste problematiche. La nostra federazione nel suo piccolo sta cercando sempre di più di avere questo mutamento, di trasformarsi in un'organizzazione di servizi. Voi sapete, io l'ho già detto l'altra volta, lo ripeto mille e mille volte, ogni problema vostro è un problema nostro. Se ci sono problemi con la federazione, io vi prego sempre, questo lo ripeterò fino alla noia, mandate una mail. Se questo problema non viene risolto in 48 ore, io vi prego sempre, mandate una mail a me, presidenza@fise.it, e io cercherò nel limite possibile delle regole di trovare una soluzione, perché tutti quelli che lavorano in federazione, lo stipendio indirettamente viene pagato dalle vostre tesserine da 30 euro di patente A, che moltiplicate per decine di migliaia fanno milioni di euro, e quindi è importante che la federazione sia consapevole che risolvendo un problema a voi, pure banale, ha agevolato il lavoro, perché dietro quella tesserina da 30 euro ci sta un lavoro da parte degli istruttori enorme, per convincere, per portare, per far innamorare quell'utente al nostro sport. Quindi noi siamo consapevoli di questo, il nostro consiglio è consapevole di questo, e questa è la direzione. Quindi io l'unica cosa veramente che vi prego, quando ci sono problemi, se non avete una risposta, scrivete una mail e state sicuri che in qualche maniera cercheremo di trovare una soluzione, se ovviamente è lecito è possibile trovarla. E questo è un impegno che noi abbiamo preso e ci teniamo a portare avanti. Ora non voglio rubare altro spazio invece ai relatori, credo che Clara debba fare, viene qua con noi Clara, un saluto di introduzione e poi lasciamo parlare gli interlocutori molto più competenti di noi. Clara è uno dei grandissimi presidenti che veramente mette un impegno, una passione e soprattutto un buon umore positivo a tutti, e noi ringraziamo sempre. Grazie Clara. Grazie Presidente, si sente vero? Sì, buongiorno a tutti. L'incontro odierno è un'iniziativa che la Federazione intende promuovere sul territorio, che ha, come è ben noto, la finalità di fornire degli strumenti per la nostra attività da mettere nella cassetta degli attrezzi, perché sappiamo anche tutti che la nostra attività non è strettamente riferita a delle competenze tecniche, cioè a quello che si applica nel campo, bensì, mi sentite? Mi sentite? Ecco, dicevo, quindi come è noto la nostra attività non si limita a quella che è una competenza di carattere tecnico, quindi quello che si applica nel campo, bensì deve essere aperta e quindi comprendere tante altre conoscenze che sono necessarie per lo svolgimento della stessa attività. È ovvio, possiamo pensare che se un cliente viene in un circolo si fa un'immagine dell'istruttore, e questa immagine è sicuramente correlata alla propria professionalità sportiva, ma non è solo questo, perché la professionalità comprende anche la capacità di poter dare delle risposte, dei chiarimenti, delle informazioni che implicano una conoscenza in altri settori, e quindi gli argomenti che verranno trattati oggi servono proprio per fornirvi quegli elementi, ovviamente di carattere generale si intende, perché poi ognuno di voi ha i propri consulenti, però serve proprio per sapere in quale terreno è opportuno, anzi doveroso forse muoversi. Vi anticipo già che
adesso ci arriviamo infatti, vi anticipo già che il Comitato Veneto ha già previsto una serie di seminari, sono 5 nell'arco dell'anno, distribuiti in tutte le province, durante i quali verrà dato proprio queste informazioni da 0 a 10. Questi seminari infatti sono chiamati seminari formativi e informativi per il gestore amministrativo di un circolo. Per gestore si intende chiaramente anche il tecnico, è chiaro che a volte addirittura la figura si accavalla. Detto questo, prima di lasciare la parola al dottor Doria, concludo con una riflessione che forse, mi auguro, possa essere utile a tutti, e cioè nella nostra attività noi siamo chiamati, dicevo, a dare dei chiarimenti, ma anche a prendere delle decisioni. Quindi siamo liberi di prendere le decisioni, ma non siamo liberi dalle conseguenze delle decisioni che prendiamo. Quindi, per concludere, più elementi di conoscenza acquisiamo, più saremo in grado di elevare qualitativamente il nostro ambiente, ma anche di prevenire responsabilità, rischi, responsabilità che inevitabilmente poi ci mettono in difficoltà e ci costringono a correre ai ripari. Quindi è meglio prevenire. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Ecco, continuiamo quindi nell'approfondire proprio questi argomenti di cui Campese appunto ha fatto riferimento. Mi dicono prima di iniziare di ricordarvi di firmare l'arrivo di ognuno di voi come presenza e ricordarvi anche poi la compilazione del modulo per attestare l'aggiornamento. Ecco, adesso è il momento appunto di approfondire l'argomento dei trasporti. L'argomento dei trasporti è un argomento a noi importante, molto sentito, visto le anomalie e le problematiche che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Il nostro Presidente Marco Di Paola ha subito costituito una commissione per approfondire questi argomenti. Gran parte del lavoro è stato svolto, siamo arrivati ad oggi a delle soluzioni importanti grazie soprattutto al qui presente Avvocato Scianaro e allo stesso Marco Di Paola. Argomenti che adesso ci daranno appunto indicazione. Prego. Adesso mi sentite? Oh, adesso anche troppo, va bene, abbasso un po' il tono della voce. Allora, colpa mia, e a momenti, so un po' della voce e faccio a meno del microfono, adesso sembrerebbe essersi ripreso. Allora, l'argomento dei trasporti è un argomento particolarmente sentito perché? Perché vi siete per parecchio tempo sentiti vessati da quelle che sono delle sanzioni piuttosto pesanti, e allora, come è normale che sia, a un certo punto c'è una sorta di allarmismo da parte di tutto il settore. Allarmismo che, devo dire la verità, nel corso soprattutto degli ultimi avvenimenti è più che fondato, ed è il motivo per cui a un certo punto la nostra federazione ha ritenuto opportuno intervenire per creare una semplificazione di quella che è non tanto la normativa, perché sia chiaro, la normativa è rimasta sempre la stessa, sono i criteri applicativi che sono stati un po' aggiustati a quella che è la nostra casistica, che è a quella del trasporto per finalità sportive, di cavalli ovviamente sportivi.
Ora, la problematica da un punto di vista normativo, senza volervi troppo annoiare con quelle che sono le normative, ma giusto per avere un'idea del perché siamo arrivati ad un punto in cui si è dovuto intervenire in maniera piuttosto importante, anche coinvolgendo più ministeri contemporaneamente, è dato dal fatto che il cavallo nell'ambito della nostra normativa nazionale, ahimè, è considerato una merce. Quindi non esiste una qualificazione da un punto di vista giuridico applicato al trasporto di cavallo sportivo. Esiste purtroppo la merce che viene trasportata con il veicolo, che poi questo veicolo sia quello per trasportare i cavalli sportivi o quello per portare il bestiame al macello, da un punto di vista normativo non fa differenza, ed è questo, già capite, entrate un po' in quella che è la ratio di una norma che per ovvi motivi non tiene conto di tutta una serie di caratteristiche dei nostri trasporti sportivi. Chiusa questa parentesi, diciamo così, di premessa di quella che è la problematica di fondo, andiamo a vedere oggi quelle che sono le normative vigenti. La slide che ho preparato è una, è soltanto una, e vuole essere una perché si deve avere uno schema immediato di quelle che sono le diversificazioni importanti nella materia del trasporto cavallo. Abbiamo due categorie di norme: relativa al trasporto merci, va bene, che è regolamentata dalla legge 298 del 74 insieme al codice della strada, e poi l'altra grossa, mi rendo conto che la voce va e viene, cerco di calibrare in base a quando sento che va via, dicevamo, e l'altra invece è quella comunitaria relativa alla tutela sanitaria e il benessere animale, regolamento 1 2005. Come completo gruppo con il consenso anche degli uditori delle ultime file, mi sentite? Per entrare nella materia, innanzitutto oggi avete gli strumenti per difendervi adeguatamente, a condizione che voi siate formati e siate in una condizione tale, nel momento in cui vi dovessero fermare, di saperne di più degli agenti accertatori. Mentre in passato questo probabilmente non era semplice e in alcuni casi anche impossibile, adesso avete gli strumenti. La mia massima aspirazione per chi segue questi corsi e per chi in altre sedi fa in modo che sia io a formarlo per questa materia è quella di passare indenne ovviamente i posti di controllo, che non debbono essere più visti come un qualcosa di necessariamente negativa e di sicura sanzione, ma devono essere affrontati con una massima serenità, anche perché, come sappiamo, i controlli si sono intensificati e da qui ai prossimi mesi non diminuiranno, anzi aumenteranno. Quindi bisogna avere bene in mente le regole da rispettare, la documentazione da avere al seguito e una formazione minima che oggi avete la fortuna di veder confluire in un unico documento di cui parleremo al termine del mio intervento, che però vi anticipo essere una circolare interministeriale frutto dell'incontro di più parti, anche inizialmente apparentemente opposte, che poi invece hanno dato origine a un documento che a mio giudizio è buono perché contempera un po' tutti gli interessi in gioco e semplifica. Adesso, tornando a quella che è l'analisi di questa slide, che è unica, nel senso che racchiude un po' tutte le casistiche possibili, vediamo che la prima cosa che dovete essere in grado di ben descrivere e sapere al tempo stesso è la tipologia di mezzo che andate ad utilizzare. La prima diversificazione importantissima è capire se si ha l'uso o la proprietà di un veicolo sopra o sotto le 6 tonnellate. Adesso per brevità considereremo quelli sopra le 6 tonnellate pesanti e quelli sotto, per intenderci i daily da 2 posti, ovvero i trailer che vengono trainati con l'automobile,
o comunque un qualsiasi veicolo che possa trainare munito di gancio traino, li definiamo veicoli leggeri, che quindi sono come categoria al di sotto delle 6 tonnellate. Questa voce potrei ritenere superfluo dirvelo, ma la trovate sul secondo riquadro della carta di circolazione, quindi quello in alto a destra, alla voce F2, che riporta la massa massima complessiva a pieno carico. Quindi quello è l'indice di massa per definirsi al di sopra o al di sotto delle 6 tonnellate. E già da qui la normativa viene enormemente modificata, perché sopra le 6 tonnellate quel veicolo sarà soggetto alla normativa sul trasporto merci, che è quella, per intenderci, che fa più paura alle associazioni sportive o ai cavalieri, le cui sanzioni sono quelle più pesanti, che per intenderci parliamo di 4.100 euro per il conducente del veicolo e in teoria, ma non sempre questo viene applicato, 4.100 euro a ogni proprietario di ogni cavallo che viene trasportato, quando effettivamente non sia di proprietà dello stesso proprietario del veicolo, ma questo ne parliamo in un secondo momento. Adesso mi serve diversificare bene la tipologia dei veicoli. Oltre ovviamente alla normativa sul trasporto merci, la prima cosa che tutti voi saprete: questi veicoli sono soggetti a licenza in conto proprio, quindi abbiamo un onere di tipo amministrativo che è di competenza della provincia e dei vari uffici. In particolare quasi ogni provincia ha un ufficio specifico per il conto proprio, che rilascia licenze in conto proprio, e quindi vedete che già diventa un trasporto un po' più serio, perché ci si vede applicare una normativa sul trasporto merci, una vera e propria licenza al trasporto in conto proprio, che comunque rappresenta un documento discrezionale amministrativo che può essere o meno concesso a seconda dei casi e dei documenti che vanno a essere esibiti, e poi in terzo luogo trova comunque in ogni caso applicazione anche il codice della strada. In particolare, senza andare a fare troppe citazioni normative, gli articoli 82 e 88, ce ne sono anche altri, ma questi sono quelli sanzionatori che a noi più interessano. E questo per quanto riguarda i veicoli pesanti. Veicoli leggeri sono agevolati, ovviamente, usufruiscono di una normativa più snella, più facile, intanto non hanno bisogno di alcuna licenza al trasporto per conto proprio, quindi sono esenti da licenza. In secondo luogo, ovviamente, non sono assoggettati alla normativa sul trasporto merci, quindi alla legge 298 del 74, quindi sono esenti dal rischio di quelle che sono le sanzioni più importanti. E invece per questi veicoli resta residualmente comunque applicabile il codice della strada. Per intenderci, perché voi abbiate un'idea, abbiamo parlato di 4.100 euro a cavallo per avere l'idea dell'importanza della sanzione. Aggiungiamoci la sanzione accessoria temutissima dai cavalieri professionisti del fermo amministrativo di 3 mesi. Questo è per la normativa sul trasporto merci, dalla quale sono esentati i veicoli leggeri. Per capire la differenza tra l'una e l'altra categoria, vediamo che il codice della strada prevede, per quella che è più o meno la medesima infrazione che poi andremo a descrivere, una sanzione che è quella prevista dall'articolo 82, che è di 318 euro, e la sospensione della carta di circolazione da 3 a 6 mesi. Quindi vedete che già da un punto di vista pecuniario parliamo di tutte altre cifre, ma è evidente che quella che è la tutela che si è voluto dare ad una categoria non dovrà e non fa distinzione tra la tipologia di mezzi. Questo ve lo dico anticipando quello che sarà poi la conclusione del mio intervento, in cui passeremo in rassegna quello che è il dettato interpretativo più recente, che vede appunto coinvolta l'attività della federazione per mezzo anche del sottoscritto. La seconda categoria normativa è quella della tutela sanitaria e benessere animale.
potremmo, molti di voi, qui siamo in una regione particolarmente evoluta dal punto di vista della tutela dei tesserati, e di questo ne ho preso atto in varie occasioni, e quindi sicuramente da un punto di vista formativo e informativo cercherò di essere il più specifico possibile, dando per scontato che molte cose in questa regione rappresentano un po' il pane quotidiano, grazie anche all'attività della Presidente, che è sempre stata schierata per quella che è l'innovazione anche in materia, diciamo così, giuridico-equestre. Detto questo, velocemente vi ricordo che la normativa sul benessere animale, che anche in questo caso, tornando un po' a quella che è la problematica del nostro ordinamento nazionale, è tarata sul trasporto del bestiame per, diciamo così, consumo umano, e anche in questo caso è evidente che poi i vari ministeri debbono necessariamente prendere atto delle diversità e intervenire con delle circolari, che è uno strumento interpretativo che in sostanza viene utilizzato quando c'è una particolare esigenza di intervento immediato, piuttosto che andare a modificare una legge, addirittura in questo caso un regolamento comunitario. Parlo del regolamento 1 del 2005, che in quanto nato, diciamo così, per dare una tracciabilità di quelli che sono i capi destinati al consumo umano, però coinvolge anche gli equidi sportivi sostanzialmente. Però qui è intervenuto già il Ministero della Salute subito dopo l'emanazione del decreto legislativo 151 del 2007, che ovviamente va a creare un sistema sanzionatorio per rendere poi perfetta quella che è una norma regolamentare comunitaria che, capite bene, senza una sanzione non avrebbe un gran senso. Va a dettare tutto un impianto sanzionatorio che effettivamente nei primi anni di sua applicazione ha trovato un uso, se vogliamo, indiscriminato da parte degli agenti accertatori, per i quali qualsiasi trasporto di cavalli era equiparato al trasporto del bestiame, e quindi applicazione totale del regolamento 1/2005 con una serie notevole di sanzioni. Diciamo che lo ricordo particolarmente quel periodo, perché è il periodo in cui dovetti diciamo così, necessariamente specializzarmi in questa materia, perché in quella fase lì le sanzioni erano veramente settimanali a quasi tutti i concorsi, e c'era proprio l'input in questo senso qui. Da quel momento lì le cose fortunatamente sono migliorate, perché primo fra tutti il Ministero della Salute, sollecitato anche dalla nostra federazione, andò a chiarire quello che era un punto stesso del regolamento, dove si stabilisce all'articolo 1, comma quinto, che il regolamento non può trovare applicazione nei trasporti sportivi, in quanto si fa espressamente riferimento a quelle attività che sono di tipo economico, tecnicamente relazione con attività economica. Questi sono i trasporti per i quali è vigente in toto il regolamento 1/2005, e il Ministero a un certo punto, come detto sollecitato, ha chiaramente detto che, con due circolari a stretto giro del 2007 e del 2008, che i trasporti per uso sportivo, come quelli ai quali noi tutti siamo interessati, sono esentati, e per questi trasporti quindi il regolamento non trova applicazione, se non per la conoscenza dei principi generali da parte di colui che effettua il trasporto. Per intenderci, i principi generali, che sono quelli menzionati nell'articolo 3 del medesimo regolamento 1/2005, sostanzialmente sono semplicemente quello di evitare sofferenze agli animali trasportati e di trasportarli in mezzi adeguati. Quindi, per fare degli esempi che mi sembrano piuttosto banali in questa sede, ma per dare un po' di significato, non devono avere questi veicoli delle zone che possono causare lesioni e ferite ai cavalli, quindi devono essere di spazio adeguato a quella che è la mole del cavallo. Quindi diciamo che questi principi sono lasciati un po' al buon senso di chi esegue il trasporto. Però, per darvi un input normativo, già quando vedete che l'agente accertatore sta scrivendo come fonte normativa il decreto legislativo 151 del 2007, dovete essere in grado di dire alt,
io sto eseguendo un trasporto per finalità sportive, perché sto tornando da un concorso e ho la possibilità di documentarlo e di provarlo, va bene? Perché purtroppo spesso l'utente è impreparato e per una sorta, in alcuni casi, non sempre per fortuna, di timore reverenziale nei confronti dell'agente accertatore, va un po' nel panico e non si rende neanche conto che magari l'agente accertatore lo confonde con un trasportatore ippico che sta andando ad un ippodromo, perché quella è un'altra attività che il Ministero della Salute ha detto. Quelle sono attività sicuramente connesse e di relazione con attività economica, quindi la corsa e l'ippodromo. Quella equestre in senso sportivo, quindi l'equitazione e i concorsi, fa differenza ed è un'attività non soggetta al regolamento 1/2005. Ora, andando ad elencare quelli che sono i documenti di cui avrete bisogno da un punto di vista sanitario, arrivando al dunque, fatta tutta questa premessa, se è vero che state svolgendo un trasporto per finalità sportiva non in relazione con un'attività economica, e i concorsi a cui partecipate non lo sono perché è scritto ormai in più e più circolari, è un dato acquisito, allora dovete avere al seguito l'autorizzazione sanitaria prevista per quel tipo di trasporti, che è un semplicissimo allegato H, che è null'altro che un'autodichiarazione che viene resa dinanzi alle ASL territorialmente competenti, con le quali vi iscrivete in un albo dei trasportatori in conto proprio e andate a descrivere brevemente quella che è la tipologia di trasporti che fate, le caratteristiche di dimensione del vostro veicolo e, non so se qualcuno di voi ci ha fatto caso, andate anche a dichiarare di essere a conoscenza dei principi generali che regolano la tutela del benessere animale. Quindi tutto torna, non è attività economica, è attività sportiva, ho bisogno di un'autodichiarazione dove io già vado a scrivere su un documento che poi viene vidimato dalla mia ASL e timbrato, non c'è bisogno neppure della marca da bollo, viene dato un numero, viene vidimato dall'ASL e voi avete questo documento che è il vostro documento sanitario per il trasporto in conto proprio per finalità sportiva. Ora, so benissimo che molte ASL viene rilasciato, credendo magari di fare una cortesia, di dare un qualcosa di più importante, l'autorizzazione di tipo 1 o l'autorizzazione di tipo 2 a seconda della tipologia di viaggi che si dichiara di voler porre in essere. A stretto rigore, se è vero che state facendo un'attività sportiva e siete esentati dal regolamento 1/2005, secondo il mio punto di vista non dovete avere al seguito l'allegato tipo 1, l'autorizzazione tipo 1 o tipo 2, perché andate a dire all'agente accertatore: buongiorno, a me si applica il regolamento 1/2005 perché sto svolgendo un'attività in relazione economica, e io direi di evitare. Quindi chi fa un'attività economica e può farlo tranquillamente, anche, o meglio, come attività in relazione con un'attività economica, che è ben diverso, a quel punto però si deve dotare di tutta quella che è la documentazione prevista del regolamento 1/2005. Ma oggi ovviamente qui stiamo vagliando e parlando di quelli che sono i trasporti per finalità sportiva, quindi ribadisco il concetto che l'unico documento sanitario di cui avrete bisogno è l'allegato H, autodichiarazione, iscrizione presso le ASL competenti come trasportatori in conto proprio. Diciamo che il mio riassunto normativo finisce qui, perché se poi vogliamo andare a svolgere un'attività economica strumentale, allora abbiamo bisogno di altri tipi di documenti. Adesso immagino che vi possa interessare sapere quello che è lo stato attuale dell'arte nell'ambito del trasporto degli equidi per finalità sportiva a seguito della circolare del 6 dicembre 2018, che è una circolare interministeriale. Capisco che non è... E certo, la capisco ed è una cosa che... Allora,
se possibile evitare il brusio dalle scale o comunque al di fuori di chi invece è interessato all'argomento, noi riusciamo magari a esporre meglio e chi mi ascolta a comprendere più facilmente. Allora, benissimo. Allora, diciamo che noi abbiamo previsto che questo incontro di oggi prevederà un termine, diciamo, di quella che è l'attività formativa didattica e poi una parte dedicata alle domande, alle quali io sono assolutamente pronto e ansioso a rispondere. Detto questo, l'ha fatta e anticipato quella che è una delle domande più gettonate, e però l'intervento è opportuno per ricordarvi che nel nostro sito federale c'è una zona dedicata appunto ai trasporti, che è intitolata SOS Trasporti, e che prevede anche la elencazione di tutte quelle che sono le domande maggiormente ricorrenti, e questa c'è, con le risposte ai quesiti. Quindi ci avete, oltre ai vari file importanti per questa materia e per la vostra formazione, come per esempio il citato allegato H, avete anche una serie di risposte ai quesiti, e se non trovate la risposta al vostro quesito c'è un indirizzo email apposito per poter indirizzare il vostro quesito, e vi dico che solitamente nel giro di 2 massimo 4 giorni avrete una risposta. Poi se quel quesito è un quesito che ci rendiamo conto che possa essere di interesse collettivo, viene a essere integrato nell'elenco dei quesiti ai quali già abbiamo dato la risposta e che vi consiglio di andare comunque a visionare. La finalità sportiva, che in un concorso è facilissima da dimostrare tramite le iscrizioni o ancora più semplicemente dal modello 4, in cui figurerà alla prima pagina il luogo in cui stiamo andando e la data di rientro, che sono caratteristiche tipiche del concorso, e spesso la denominazione di destinazione ha già implicito in sé la tipologia di attività che stiamo andando a fare. Per attività che non sono facili da dimostrare, come può essere uno stage o un training, o semplicemente perché voglio andare a provare il parco ostacoli nuovo del mio amico cavaliere vicino di scuderia, è opportuno in teoria sapere di poterlo dichiarare all'agente accertatore quella che è la finalità sportiva, perché fino a prova contraria quello che voi dichiarate ha un suo valore e lo potete e dovete verbalizzare nello spazio dedicato alle vostre appunto dichiarazioni a verbale. Se poi avete l'accortezza di crearvi una minima documentazione, come può essere uno semplice scambio di mail con il comitato organizzatore dello stage, con il comitato regionale che ha preso le vostre iscrizioni, o con l'istruttore che vi farà un training, un semplice scambio di mail con il quale si chiede la disponibilità del campo e vi si risponde: la disponibilità c'è, ti aspetto per domenica alle 10:30 alle 11 in sella. Ecco, dei piccoli diciamo così accorgimenti per far sì che quando veniamo fermati non dobbiamo necessariamente sperare di essere creduti o dover necessariamente verbalizzare e dover poi fare un ricorso, ma magari con questo tipo di documentazione al seguito noi andiamo a dare contezza della finalità sportiva di quel trasporto, e quindi l'agente accertatore a quel punto gli è inibita la possibilità di applicare una normativa che non è possibile applicare per i trasporti con finalità, aventi finalità sportiva. Quindi tornando, tenetevi insomma quelle che sono le domande che volete fare, se avete la possibilità di scrivervele, dopo dedichiamo una parte proprio ai quesiti, alle domande, che sicuramente sono una parte molto importante e molto formativa, perché anche per il sottoscritto spesso ci sono delle dinamiche, delle situazioni diversificate anche da regione a regione, e quindi ne prendo atto e risponderò dopo volentieri. Detto questo, continuando e proseguendo in quella che invece è stata l'attività svolta dalla federazione per dare una tutela ai tesserati, la premessa è che c'è stato un periodo in cui effettivamente i controlli erano sporadici e le conseguenze le pagava uno di voi ogni tanto. Poi qualche volta
quello che veniva beccato magari era quello che era meno, diciamo, abusivo di tanti altri, però ne pagava le conseguenze. Uso il termine abusivo perché sostanzialmente quello che a un certo punto non è stato più tollerato è quello che è stato un vero e proprio abuso di quella che è una normativa che è vero che non tiene conto del cavallo sportivo, però che esiste dal 74 e che è chiara, è molto semplice. La dinamica è questa: un veicolo per conto proprio intestato a Caglio può trasportare la merce di Caglio. Questo deve essere lo schema dal quale partire. Col passare del tempo, tra i pochi controlli, tra un po' di escamotage che tutti voi bene o male avevano, chi meglio e chi peggio acquisito, alcuni non sono neppure degli escamotage, erano l'applicazione della normativa, perché molti andavano in giro con una normativa e con della documentazione che era perfettamente regolare, però dicevo altri invece hanno un po' approfittato e hanno abusato in questa attività che è un'attività abusiva. In sostanza, tanto parlo con tutta gente del settore e del mestiere, l'ipotesi che parto dalla scuderia A per andare al concorso a Manerbio o a Casere di Somma Campagna e nel tragitto mi fermo a caricare altri cavalli in un'altra ASD, questo è un trasporto abusivo e non si poteva fare e non va fatto. Quindi se vi aspettate di poter far questo, vi aspettate un qualcosa che la federazione non vi può aiutare, ma anzi non è propensa neppure indirettamente a tutelare. Quindi oggi invece abbiamo delle garanzie per quello che è il soggetto che è maggiormente meritevole di tutela nel nostro mondo sportivo equestre, che è la ASD, l'associazione sportiva, deve necessariamente poter trasportare i cavalli che sono dalla SD detenuti e che sono di proprietà dei tesserati. Diciamo che in passato questa diciamo così, norma interpretativa non c'era e quindi dovevano i cavalli essere tutti intestati alla SD. Oggi cosa abbiamo raggiunto? Che risultato abbiamo raggiunto? Abbiamo raggiunto questo tipo di risultato, che la SD può essere proprietaria di un veicolo, va bene, e con questo veicolo può trasportare i cavalli che, seppur formalmente sono di terzi, sono effettivamente considerati comunque rientranti nell'attività sociale e quindi possono essere trasportati. È ovvio, tutto questo ha necessità e bisogno di una pianificazione, però è una pianificazione una tantum, cioè una volta che vi siete messi in regola e così potete continuare. Oggi abbiamo una circolare, anche questa figurante tra gli allegati nell'area dedicata a SOS Trasporti, che è un unico documento che riassume, potremmo dire, un ventennio di circolari che si sono successe nel tempo e che spesso sono state contraddittorie tra loro. Quindi vediamola come uno strumento ermeneutico interpretativo riassuntivo, come una sorta di mini testo unico che vi è utilissimo e che consiglio assolutamente di tenere lì come documentazione di bordo nel vostro veicolo, nel vostro van. Quindi andiamo a fare i casi proprio concreti. Allora, la SD proprietaria del van, non necessariamente proprietaria del van, perché può capitare che il van è intestato all'istruttore, al socio, al vicepresidente, al presidente come persona fisica. Qui oggi abbiamo la possibilità di avere una soluzione che a quel punto equipara lo status di proprietario della SD con un contratto. Anche qui ci torna utile la distinzione che abbiamo fatto all'inizio, la distinzione tra veicolo leggero o pesante, impropriamente utilizzata, in realtà dovrei dire sopra o sotto le 6 tonnellate. Perché questo? Perché sopra le 6 tonnellate necessariamente o il veicolo viene venduto alla SD, o se non si può o non si vuole mettere in atto una vendita per vari motivi, l'alternativa è il contratto di usufrutto. Contratto di usufrutto che, vi devo dire, qualche onere ce l'ha, però ripeto, vi mettete in regola una volta e non ci pensate più. Contratto di usufrutto che ha necessità, e questo l'onere,
dell'autentica delle firme a cura di notaio. Quindi contratto, autentica delle firme del notaio, e poi c'ha un problemino in più, che quel veicolo, essendo sopra le 6 tonnellate, è un veicolo soggetto a licenza al trasporto in conto proprio. Quindi ora, chiaramente è uno strumento nuovo, anch'io ho dovuto acquisire quelle che sono le prassi. Oggi degli schemi li abbiamo, quindi l'iter corretto, mi concentro su questo presumendo, anche dal numero dei quesiti che ho avuto al riguardo, che sia la cosa che possa interessare maggiormente, e cioè qual è il giusto iter temporale cronologico. Nel momento in cui il privato istruttore o il privato presidente ha un suo veicolo intestato alla persona fisica col codice fiscale, o l'istruttore, e lo vuole dare in usufrutto alla SD perché ha letto la circolare del 6 dicembre, ha detto bene, mi voglio mettere in regola una volta per tutte e trasportare tutti i cavalli dei tesserati senza rischiare delle multe. Benissimo, prima cosa, contratto di usufrutto, autentica delle firme dal notaio. Con quel documento, va bene, che già appunto è un documento ufficiale, presso la provincia ufficio rilascio licenza in conto proprio. Con quel documento già, oltre agli altri documenti che vengono richiesti, è possibile avviare la pratica di rilascio della licenza in conto proprio in capo all'usufruttuario ASD. Nel frattempo iniziare a fare la pratica in motorizzazione, spiegando che si è in attesa del rilascio della licenza in conto proprio. Dopodiché, una volta avvenuto il rilascio della licenza in conto proprio, motorizzazione, registrazione sul libretto del contratto di usufrutto e annotazione della nuova licenza, perché è ovvio che nel momento in cui io mi spoglio del mio bene, lo do alla SD usufruttuaria, la mia licenza personale finisce e deve contestualmente iniziare una nuova licenza in capo alla SD. E qui vi dico che le prassi delle varie province sono difformi, motivo per cui qualche giorno fa, di comune accordo col presidente Di Paola, abbiamo convocato i ministeri per rendere, diciamo così, noto che c'è una difformità. Ci sono province che rilasciano le autorizzazioni, le licenze in conto proprio a persone fisiche, e altre che invece pretendono che a richiedere la licenza sia un soggetto iscritto alla Camera di Commercio, quindi la SD sarebbe tagliata fuori. Questo non è possibile, devo dire sono casi sporadici e rari, e andremo verso una unificazione di una prassi a livello nazionale. Però anche su questo vi esorto, se avete problemi tecnici di questo tipo, a scrivere tramite il nostro sito, tramite l'area SOS Trasporti, perché la nostra disponibilità in tal senso è massima per chi ha questi problemi. Per chi trova un iter lineare e liscio, sono contento, devo dire che già in tanti si sono messi in regola. Una volta sistemato questo, che ahimè è il punto più faticoso per chi ha un veicolo sopra le 6 tonnellate, possiamo procedere. Parentesi, i veicoli sotto le 6 tonnellate possono essere trasferiti con una spesa entro i 50 euro, con un contratto di comodato gratuito presso la motorizzazione direttamente, perché lì non c'è bisogno dell'autentica delle firme a cura del notaio, c'è bisogno soltanto di recarsi presso la motorizzazione, proprietario del veicolo e presidente della SD. Dopodiché si paga un bollettino, siamo entro i 50 euro, si firmano pochi documenti e già in giornata avete l'adesivo sulla carta di circolazione dalla quale risulta che quel veicolo sotto le 6 tonnellate non soggetto a licenza è stato concesso in comodato. Quindi sopra le 6 tonnellate usufrutto, sotto le 6 tonnellate contratto di comodato. Purtroppo la spesa è diversa, ma è anche diversa la tipologia di veicolo, quindi diciamo che ha anche una sua motivazione. Ora andiamo a vedere come organizzare i documenti di viaggio una volta risolto la problematica della proprietà del veicolo. Dobbiamo avere una buona organizzazione dal punto di vista del modello 4. Modello 4, non tutti i mali vengono per nuocere. Perché? Il modello 4 da tutti noi nel 2017, il 2 settembre, quando divenne obbligatorio il modello 4 digitale o informatizzato, tutti noi a dire ma che cosa serve, ma è un'ulteriore perdita di tempo. Probabilmente
lo è stato per un periodo, oggi è la nostra salvezza, perché è stato lo strumento grazie al quale abbiamo fatto comprendere che, se ben utilizzato, esclude la possibilità del van sharing, cioè esclude che io parto dalla scuderia A, mi fermo a caricare altri cavalli e poi vado alla meta finale, che è il concorso, semplicemente perché il modello 4 digitale necessita di una pianificazione del trasporto, di un'organizzazione documentale del trasporto, che può avvenire o tramite soggetti intermediari accreditati al Ministero, e quindi abbiamo le ASL oppure abbiamo le APA che si sono fatti carico di generare per noi i modelli 4 volta per volta, oppure le ASD più, diciamo così, al passo coi tempi, o l'utente privato si è dotato dei propri dispositivi per poterli emettere in autonomia. Anche qui vi sottolineo la presenza sul nostro sito Solita Area SOS Trasporti di un piccolo documento, di una paginetta, dove viene spiegata quella che è l'importanza del modello 4 e soprattutto ci sono i numeri utili e il sito dove potersi collegare per avere maggiori informazioni e accreditarsi e diventare autonomi. Ebbene, modello 4, che nel momento in cui è ben compilato va a essere una garanzia per l'agente accertatore. Perché? Quella SD che abbiamo visto essere proprietaria del veicolo nel nostro esempio, o essere diventata con un po' di fatica burocratica usufruttuaria di quel veicolo, a quel punto avrà, o se non lo ha lo deve avere, un codice aziendale sul quale sono caricati i cavalli che risiedono all'interno della ASD, e a quel punto, quando viene a essere generato il modello 4 digitale, non quello che si compila a mano, va bene, già sulla prima pagina, probabilmente molti di voi già lo sanno, abbiamo al punto A, al riquadro A, nell'ambito dell'identificazione, la qualifica appunto del codice aziendale del detentore degli animali. Quindi già quella SD, all'occhio dell'agente accertatore, è vero che trasporta cavalli formalmente di proprietà di soggetti terzi, ma è la detentrice di quei cavalli. Ora, oltre a quello, di cos'altro abbiamo bisogno per essere tranquilli e non rischiare sanzioni? Di andare a dimostrare lo status di tesserato del proprietario formale di ciascun cavallo che trasportiamo, perché la merce non formalmente di proprietà dello stesso proprietario del veicolo deve quantomeno essere a lui collegato, e lo è con due semplici mosse: identificazione modello 4 prima pagina spazio A e stampa dei tesserati della SD. A quel punto però dovrete avere dei documenti dei cavalli ben organizzati, ben tenuti. È finito il tempo, mi sono scordato, devo registrare il passaggio di proprietà, mannaggia, c'ho il modulo, lo devo spedire al MIPAF. No, è finito. Se voi volete essere, diciamo, rispettati dall'agente accertatore, ok, e non voi temerlo, allora dovete avere un'organizzazione al passo coi tempi. Il passo coi tempi significa che il modello 4 deve essere organizzato bene, predisposto bene, e i passaporti dei cavalli devono riportare come proprietario formale dei cavalli i tesserati. Altra domanda che sicuramente mi farete dopo e anticipiamo: chi può guidare il veicolo? Anche lì la vostra federazione ha ottenuto un bello sconto, una bella agevolazione, perché se l'agente accertatore dovesse applicare la normativa sul trasporto merci, quel veicolo lo dovrebbe guidare solo e esclusivamente il titolare della SD, che sappiamo essere il presidente, ma noi sappiamo che non è possibile, non è pensabile in pratica che sia sempre così. Allora abbiamo ottenuto la possibilità, tramite un semplice verbale d'assemblea, il cui modulo trovate nella solita area SOS Trasporti, con il quale la SD delega un socio o un tesserato a poter condurre il veicolo della SD. A quel punto
anche in questo caso vi dovete portare a bordo del veicolo il verbale d'assemblea e la prova del fatto che quel soggetto delegato alla guida sia un tesserato. Anche lì col sito della FISE è facilissimo, entrando nell'area riservata si stampa l'ultimo tesseramento di quel socio che lo abbina a quella SD e quindi siete assolutamente in regola e non sanzionati. Tornando a quello che abbiamo detto prima, il modello 4 spesso nella prima pagina, nella zona C dedicata alla destinazione, quindi dove stiamo andando, noi lì abbiamo già spesso la identificazione del luogo che coincide con un concorso, quindi con un comitato organizzatore di concorso. Se così non fosse, rispondendo anche alla domanda che ha fatto prima Fabrizio Sonzogni, se così non fosse, allora mi devo munire io di una cosiddetta, consentitemi il termine, pezza d'appoggio, perché devo andare a dimostrare quello che il modello 4 non lo dice chiaramente. Allora, iscrizioni. Per rispondere anche a un altro dubbio, che più che altro un dubbio ingenerato dalla precedente circolare, una volta organizzato il trasporto in questo modo, arrivati a destinazione, se uno di quei cavalli viene montato da Gianni Govoni o da Natale Chiaudani, non fa alcuna differenza. Quindi sfatiamo anche quella che era stata un'errata valutazione iniziale. Una volta messo in atto questo meccanismo, che magari all'inizio potrà sembrare complesso, ma ripeto è una tantum, diventa poi una prassi, va bene? Alla fine vi dovete stampare il modello 4 e l'elenco dei tesserati, non mi sembra chissà quale difficoltà. Dicevo, a quel punto non importa chi monterà questi cavalli, perché abbiamo fatto comprendere nelle opportune sedi che poi nei concorsi è comunque interesse della SD che quei cavalli partecipano all'attività sportiva, perché comunque c'è la spendita del nome della SD, perché se vincono una gara è un motivo di pregio e prestigio anche per la SD stessa, e quindi tutto rientra in quello che è lo scopo della SD come da statuto, e cioè quello che è la divulgazione dello sport equestre, che non può pensare di essere svolto soltanto all'interno della propria struttura, ma che prevede l'uscita al di fuori per andare a fare quelli che sono concorsi, attività sportiva, che se è così organizzata è lecita. Ma c'è un'altra categoria che aveva bisogno di tutela: i cavalieri professionisti, perché i cavalieri professionisti hanno il diritto a un certo punto della loro attività professionale, con tutte le problematiche che il Presidente ha sottolineato, di carenza di diciamo così organizzazione a livello anche proprio di albo professionale, tutela eccetera, però dicevo hanno tutto il diritto a un certo punto di dotarsi di un veicolo strumentale per quella che è la propria attività sportiva. Parliamo di attività sportiva, va bene? A quel punto dov'è che abbiamo diciamo così insistito particolarmente? Cioè su un punto che non poteva essere tollerato, e cioè si diceva, per rientrare in quella che è la definizione di cui all'articolo 31 della legge 298 del 74, che detta quelle che sono le caratteristiche del trasporto in conto proprio, molti giustamente si erano organizzati facendosi dare i cavalli in comodato o comunque in affidamento sportivo, così rientrando in quella che è la definizione di quell'articolo 31 e essendo legittimati a trasportarli. E va benissimo, però a un certo punto si era richiesto che questo contratto fosse registrato all'Agenzia delle Entrate. Fortunatamente su questo punto abbiamo ottenuto che assolutamente non è necessario registrare presso l'Agenzia delle Entrate, che sapete benissimo comporta una spesa di tempo e di denaro, perché una registrazione di quel tipo costa 200 euro più le marche da bollo, ma sappiamo benissimo che i cavalieri durante la stagione cambiano i cavalli che gli vengono affidati a seconda di nuovi sponsor eccetera. Quindi bisognava creare una situazione documentale più elastica e più economica. Anche questo obiettivo è stato centrato, perché ad oggi il cavaliere professionista può vedersi affidare i cavalli con un contratto che è consigliabile sempre fare di affidamento sportivo, poi le modalità redazionali possono essere le più varie, a condizione che questo contratto sia munito di data certa, e la differenza è notevole.
perché in termini pratici il costo è praticamente zero e lo strumento è l'attribuzione di un indirizzo mail pack, l'utilizzo di un indirizzo mail pack. E qui cerco di darvi un piccolo consiglio utile. I moderni mezzi di attribuzione di data certa di un contratto, di una scrittura privata, di qualsiasi documento, oggi sono quelli che io mi sento di elencare nel 2019, la marca temporale, che però è uno strumento più da professionista, diciamo così, del settore, come commercialisti, avvocati, eccetera, oppure, ma non escludo che possiate farlo anche voi come SD, perché alla fine è una cosa semplice ed economica, oppure ancora più economica, alla portata veramente di chiunque, la mail pack, perché l'invio da una mail pack da un indirizzo mail pack ad un altro indirizzo, anche in ipotesi lo stesso, quindi dal mio al mio, crea una situazione di mail generate in automatico dal sistema che munisce di data certa quel documento. Ci potrebbe essere qualche problematica a livello di file allegato, che potrebbe essere non quello realmente allegato alla mail, e vi dico che secondo me un buon sistema è questo qui. Nel momento in cui vi andate ad autoinviare la mail pack contenente il contratto di affidamento sportivo dal privato sponsor al cavaliere professionista, un accorgimento utile può essere nell'oggetto della mail menzionare il nome delle parti, il nome del cavallo che viene a essere affidato o i cavalli se sono più, e nuovamente la data di quella mail pack. Così andate ad abbinare le ricevute di notifiche di consegna, di accettazione di consegna, che riporteranno l'oggetto della mail, con quello che è poi il documento che andrete a esibire nel caso in cui ci fosse un accertamento in tal senso. Quindi a quel punto vi dovete portare con voi a bordo un piccolo documento composto di 3 fogli. Il primo sarà il contratto che è stato scannerizzato ed allegato in PDF alla PEC, e poi le 2 ricevute che genera il sistema in automatico, nel cui oggetto figureranno degli elementi chiaramente riconducibili alla contrattualistica che avete predisposto. Questo è un ulteriore consiglio che vi do per andare ad ancorare la data certa al file che andate ad allegare col sistema di PEC, che secondo me è il sistema preferibile e consigliabile. Gli altri, vi dico, non li menziono neppure perché sono anacronistici e non mi sento di consigliarli, soprattutto in virtù del fatto che dobbiamo essere sempre più al passo coi tempi. Quello che vi chiedo è di spendere del tempo sulla gestione del modello 4 digitale. Non ho motivo di dubitare che in questa regione siate tutti organizzati in maniera adeguata e spesso autonoma per la generazione del modello 4 digitale. Purtroppo in altre regioni ho notato che si è un po' indietro, e vi ricordo che è dal 2 settembre 2017 che è obbligatorio quello digitale. Allora, diciamo che per quella che è la rassegna di quella che è la novità introdotta dalla normativa di riferimento sul trasporto merci unitamente allo strumento ermeneutico interpretativo del 6 dicembre, io ho terminato, quindi lascerei la parola al consigliere moderatore di questo evento, il dottor Doria, in maniera tale che successivamente possiate avere risposta a quelli che sono i dubbi e i quesiti. Una cosa importantissima che vi voglio sottolineare: la intestazione del cavallo al tesserato FISE ha una valenza fondamentale sia per la questione dei trasporti, sia per quella che sarà la materia di cui successivamente tratterà il consigliere dottor Artioli, perché altra cosa che rabbrividisco è quando sento che i cavalli sono intestati alla nonna, alla zia, al parente. No, dovete escluderlo assolutamente, perché è una prassi che non serve a niente, e poi magari anche il dottor Pozzato ce lo potrà spiegare quali sono i giusti comportamenti per evitare quelli che sono i temuti accertamenti, però di sicuro è da evitare intestazioni anomale. Quindi sappiate che
tra le varie risposte ai quesiti, sulla solita pagina, non la ripeto se no sono noioso, troverete anche le modalità di intestazione di un cavallo ad un minorenne, perché è possibile. E in secondo luogo questo vi dà la possibilità di trasportare quel cavallo, ma come vedremo poi vi farà anche beneficiare di coperture assicurative che se no non sarebbero operanti. Con questo ho concluso e passo la parola al dottor Doria. Grazie Avvocato Scianaro, ringrazio e penso sia condivisibile apprezzare l'intervento del dottor Scianaro perché è il protagonista di tutte queste soluzioni che oggi vi ha illustrato. È doppiamente da apprezzare l'intervento del dottor Scianaro perché sicuramente ha una grandissima competenza, essendo un professionista affermato, ma sicuramente ci ha permesso di trasformare le indicazioni date dal Ministero in attività condivisibili con la nostra utenza, quindi a lui veramente un grazie per tutto questo risultato. Adesso diamo parola al dottor Pozzato per approfondire gli argomenti fiscali, altro argomento per noi importante. Sappiamo quanti problemi ha generato nel nostro territorio e quante difficoltà e dubbi vivono in questo argomento. Penso che l'anno 2018 ha dato novità e nuove circolari che sicuramente il dottor Pozzato adesso illustrerà. Prego. Sentite adesso sì? Ah, perfetto. No. Bene, il mio compito è un compito, come ben sapete, arduo, ma molti di voi mi conoscono, ci siamo già confrontati, abbiamo già avuto modo più volte di parlare e discutere in Regione delle problematiche connesse con l'organizzazione, io la definisco in senso lato del termine, l'organizzazione dei centri ippici, organizzazione che sta diventando sempre più importante e determinante in ogni suo aspetto. Lo vediamo dal punto di vista citato dai trasporti, lo vediamo dal punto di vista assicurativo, lo vedremo strada facendo per quanto riguarda anche l'assetto fiscale e legale in genere. Nonché credo che la questione abbia un grosso rilievo anche dal punto di vista assicurativo. Quindi la cosa che è essenziale è che non siamo fuori da un sistema. Questo l'ho percepito nei vari incontri che abbiamo fatto. Ci ritenevamo, e mi comprendo in tutto questo, degli agevolati in senso lato del termine, quasi come le attività equestri in qualche modo non fossero toccate da aspetti organizzativi, dell'amministrazione finanziaria e quant'altro. Invece ci siamo resi conto, nostro malgrado, che anche le associazioni, le entità, gli organismi, benché facciano una funzione sociale e abbiano una funzione sociale importantissima, devono rispettare determinate regole, devono sottostare a determinati requisiti. Ora, il problema più grosso è quello di creare, io definisco, cultura attorno a queste dinamiche, una cultura che non va ricercata nella banalità o nell'escamotage o nelle situazioni particolari. È vero, abbiamo detto più volte che la dinamica dell'organizzazione di un centro ippico è difficile, a volte è lasciata in mano ad aspetti di volontariato con scarsissima marginalità, dobbiamo dirlo, perché questa è la realtà, non abbiamo alte marginalità, anzi spesso e sovente le persone che intervengono in questo contesto sono persone che mettono del proprio perché hanno altri lavori e poi vanno a ripianare le perdite dell'attività con soldi prodotti in altra attività. E questo però sembra non interessare l'amministrazione finanziaria e qui mi introduco, mi avvio verso quello che è il mio compito.
sembrano interessare l'amministrazione finanziaria, perché è detta evidentemente ad andare a far cassa, come si suol dire, a raccogliere moneta per poi usare, in base a un principio costituzionale della ridistribuzione del reddito, una logica non sempre molto chiara nemmeno ai verificatori stessi. Perché dico questo? Per un motivo molto semplice: dobbiamo svegliarci, smetterla di pensare di essere dei miracolati e cominciare ad organizzare le nostre attività. Non ci sono tante alternative, ci sono già le regole, il problema è quello di andarle ad applicare. Allora, che nell'ambito delle disposizioni esistano tante confusioni, tante cattive interpretazioni, tante difficoltà, questo credo che sia evidente a tutti. Il problema è quello che dobbiamo metterci e smetterla di andare a fare dei ragionamenti così marginali. Beh, ma tanto siccome io non guadagno, siccome io non faccio, siccome all'infinito, arriviamo in fondo che poi quando arriva qualcuno a bussare alla porta e comincia a fare una serie di richieste e il presidente o gli incaricati o consiglieri eccetera di questa associazione dicono semplicemente: non ce l'ho, non so, non credevo, non pensavo, e avanti. Ora guardate che questo punto su questo aspetto perché in tutta l'attività di accertamento, e adesso abbiamo anche nel Veneto le prime risposte delle commissioni tributarie a seguito della circolare 18 di cui si parlava prima e a seguito di quella circolare dove l'amministrazione finanziaria ha cercato di dare delle risposte in merito, per certi versi interessante se vogliamo. Però guardate che le circolari, lo sottolineo, hanno valore vincolante solo per l'amministrazione finanziaria. Non hanno nessun potere vincolante se non di indirizzo per tutti noi, chiamiamoci comunemente contribuenti. E questo non è irrilevante perché dall'emanazione della circolare all'applicazione concreta nelle aule di tribunale ne passano di acqua sotto i ponti. E abbiamo visto proprio ultimamente che questa circolare emessa già nel 2018 ad oggi viene in qualche modo mitigata, enormemente mitigata, quindi è importantissima perché ha cominciato a rompere determinati schemi e determinate convinzioni, ma non è sufficiente, dovremo continuare a insistere sistematicamente perché la sola emanazione di una circolare non è sufficiente. Mi fermo qui perché altrimenti dovrei spingermi oltre. È evidente un altro aspetto ed è inutile sottacerlo. Pochi sono i professionisti, e parlo. Stavo dicendo qualcosa che non andava bene, evidentemente. Pochi sono i professionisti che conoscono realmente le problematiche delle associazioni sportive, delle società. Perché prima funziona? Ecco, sì, adesso lì funziona. Questo perché io ho fatto un'analisi, perché è evidente che laddove la marginalità è scadente, è scarsa, le prestazioni professionali che vengono chieste, e non mi vergogno a dirle, sono prestazioni che sono in linea con quelli che sono i tempi, i costi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, nelle associazioni nessuno ha mai parlato di questo, quindi parlare di un costo per prestazione professionale fatta all'interno di un centro ippico è una bestialità, sembra quasi qualcosa che arrivi da Marte. No, signori miei, dovete pensare che chi lavora come tutti voi lavorate, da istruttori a presidenti, eccetera, eccetera, nelle vostre attività quotidiane, dovete andare a mettere in considerazione quelli che sono materialmente dei costi di produzione, e nei costi di produzione di qualsiasi azienda vanno prese in considerazione anche le spese relative ai prodotti, i quali per quanto ho potuto constatare che i tempi dedicati per le associazioni sportive sono di gran lunga superiori rispetto a quelle paritetiche utilizzate per l'attività di impresa.
Adesso qualcuno, so che dal fondo mi arriverà qualche... però guardate che l'attività è ancora più importante a livello organizzativo. Perché? Perché voi, noi, le associazioni usufruiamo di un sistema agevolativo. Cosa significa questo? Che dobbiamo mettere in atto e in campo dei sistemi per poter provare questa forma agevolativa. In assenza di questo, se volete poi nelle domande risponderò, perché sicuramente avrete domande da fare al riguardo, vi leggerò cosa dicono i giudici, mi sono portato alcune sentenze qui, vi potrò dar contezza di cosa viene detto e interpretato a livello di indizio, e tutto porta a una dinamica, la mancanza totale di prove che concretamente l'associazione non riesce a produrre in sede di attività accertativa. Quando noi abbiamo questa carenza sul piano organizzativo, guardate che l'amministrazione finanziaria, al di là di tutti i bei ragionamenti che poi faremo, modifica, comunicazione, EAS, bilancio, eccetera, eccetera, laddove manca questo fa saltare i presupposti dell'attività agevolativa, cioè mi fa a monte, mi fa saltare i presupposti della non lucrosità, cui nel momento in cui mi salta il presupposto fondamentale, qualsiasi altro tipo di elemento che arriva con effetto derivativo mi va a saltare e quindi mi applicano tutte le conseguenze di un'attività di impresa ordinaria. Tutto diventa commerciale, quindi non più alcune cose sono commerciali, ma tutto mi diventa commerciale, e ovviamente con una serie di situazioni critiche, anche paradossali se vogliamo, però tutto mi diventa tassazione, imposizione, sanzioni e quant'altro. Quindi non voglio fare del terrorismo, lungi da me questo, anzi io sono per cercare di far sì che tutte le associazioni non possano diventare oggetto di accertamento e oggetto poi di una serie di problemi che ne fa discernere e ne fa derivare una difficoltà operativa, una, apro e chiudo le virgolette come si suol dire, no? Io do le chiavi, gli do tutto, mollo tutto, me ne vado via, ma chi se ne frega, e eccetera, eccetera, eccetera. Queste qui sono le espressioni che ho sentito più comuni. Vengano loro qui a provare a far funzionare un centro laddove tutti si prodigano e nessuno fa, tutti dicono di fare, poi nessuno fa, e sono sempre i soliti pochi che poi portano avanti il tutto. E qui introduco un altro concetto, il concetto della cosiddetta democraticità. Voi ne avete sentito parlare all'interno dei circoli. Ora, alcuni problemi che stanno uscendo, qual è? Mancanza di democraticità, mancanza di partecipazione degli associati, e poi adesso che è stato sdoganato anche della circolare 18, quello che io per anni ho continuato a dire che non costituiva elemento essenziale, il frazionare o il diversificare le quote associative. Allora, andiamo per ordini. Democraticità è essenziale. Cosa? Verbali, iscrizioni, e qui non mi dilungo, non mi ripeto sulle solite questioni che eventualmente a domanda specifica rispondo. Quindi tutta quell'attività tipica che si fa nelle normali società. Le società commerciali ce l'hanno già insito nella loro logica. Il verbale del consiglio di amministrazione è il verbale del consiglio direttivo di un'associazione, niente più, niente di meno. Quindi il fatto di creare una serie di elementi importanti a supporto, guardate, è determinante. Credetemi che in sede di accertamento e dobbiamo andare a scomputare le affermazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, perché qualcuno mi dice ma che differenza fa? Non fa nessuna differenza. L'Agenzia delle Entrate, o meglio la Guardia di Finanza, una volta che fa la verbalizzazione la manda all'Agenzia delle Entrate perché faccia le necessarie attività di accertamento. È solo una mano lunga che viene data alla Guardia di Finanza. Non è che l'una sia meglio dell'altra o peggio dell'altra, no, loro fanno il loro dovere,
talvolta sono un po' esagerati nelle logiche, non mi viene un termine migliore, però stanno facendo il loro lavoro evidentemente. Questo è un problema a monte. Io devo eliminare, devo riuscire a far entrare nella testa di ognuno di voi, per quanto mi sia possibile, che dovete organizzarvi, dovete cercare di utilizzare i sistemi che conosciamo. La logica è sempre e solo quella. Tornando a noi, democraticità quindi. Per le associazioni questo principio, legge 90 del 2002 ha introdotto, abbiamo avuto modo di introdurre questo microfono, tra un po' l'ho butto fuori dalla fine. Mi sentite adesso? Sì? Vabbè, questo devo tenerlo in mano. Questa democraticità che è determinante ai fini della verifica dell'esistenza, della sostanza dell'attività, bene, è più accentuata nell'ambito dell'associazione sportiva dilettantistica, perché è un elemento cardine, che non nelle società sportive dilettantistiche sotto forma di società di capitali. Perché? Perché la norma stessa la prevedeva che questo, per sua dinamica della società, per la dinamica della società stessa, non può esistere una forma come quella delle associazioni sportive dilettantistiche. Quindi, a maggior ragione, quando siamo in presenza di associazione, dobbiamo incentrarci su quelle sono le caratteristiche della democraticità. In concreto, cosa dobbiamo fare? Perché poi dobbiamo passare nell'operatività quotidiana. Bene, la riusciamo a dimostrare come? Con i verbali, con la partecipazione alle assemblee, con la convocazione, che tutti saltano o tanti saltano. Questa benedetta convocazione dell'assemblea è determinante, ma non solo il fatto di andare ad emettere la convocazione, ma poi dobbiamo provare che questi soggetti l'hanno ricevuta e hanno partecipato all'ambito dell'assemblea, ovviamente con le maggioranze che tutti noi abbiamo scritto nello statuto. Se abbiamo previsto la maggioranza del 50+1 nell'ambito di un'assemblea, dobbiamo provare che abbiamo un'assemblea col 50+1, tutto qua. Quindi fogliettino, firme dei partecipanti, in modo tale di riuscire domani mattina a provare che erano lì, che hanno visto il mio bilancio, che hanno visto quelli che sono gli elementi essenziali che hanno dato oggetto alle imputazioni, alle logiche di bilancio, e non mi inoltro su questo aspetto qua. Però è importante quindi il fatto di andare a convocare e farli partecipare. Okay, questo è l'elemento fondamentale per riuscire a dimostrare che c'è stata un'attività verso tutti gli associati. Guardate che questo mi fa saltare gran parte delle attività accertative. Poi, altro aspetto, questa situazione esiste nelle società di capitali, nelle società sportive dilettantistiche? Non esiste nello stesso modo, perché abbiamo i soci come le SRL, identiche alle SRL. Per quanto riguarda poi la parte dei tesserati, attenzione, qui la norma è lacunosa, non scrive niente, non c'è niente, non c'è ancora un briccio, uno straccio di elemento da parte dell'amministrazione, né pubblica né da parte del legislatore, non è scritto niente. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo preoccuparci noi di riempire questo elemento, che è un elemento importante, inserendo nei nostri statuti delle società delle forme di aggregazione, di rappresentanza, comunque un'attività democratica, perché al di là della società di capitali poi dobbiamo dimostrare che è un'attività non lucrativa, che è un'attività che deve mantenere la connotazione come le associazioni sportive dilettantistiche. La logica, lo spirito, le dinamiche devono esistere, dobbiamo riuscire a respirarlo. Quindi le fotografie, le attività interne, i sociali, tutte queste che sono attività
prodromiche a una dimostrazione chiara e evidente che c'è attività sociale. E questo sembra banale, ma guardate che anche questo è un elemento determinante. Una risposta chiara che è stata data nella circolare 18 e di cui ci siamo battuti e di cui l'Agenzia delle Entrate ne fa il cavallo di Troia, permettetemelo. E qual è? È quelle che hanno un sito, quelle che hanno un sito web, quelle che hanno Facebook, che hanno attività, quindi che si utilizzano normalmente. Lo sapete che cosa dicono adesso? Dicono tutti quelli che sono organizzati in questo modo sono organizzati in modo simile alle attività commerciali, quindi sono commerciali. Questa è la demenziale conclusione da parte dell'agenzia. Allora la circolare 18 ha detto che da solo questo elemento non è determinante ai fini della qualificazione, della perdita dell'attività sociale non lucrativa, o meglio, per qualificare commerciale un'attività del circolo. Ma tutti questi elementi sono determinanti. Voi capite che non abbiamo una definizione chiara di cosa rientra nel contesto commerciale e di quello che non rientra nel concetto commerciale. Quindi starà a noi doverlo dimostrare, prevedere, cercare di canalizzarlo in quella direzione. Se perdiamo questo presupposto essenziale, mi vengono a cadere tutte quante le agevolazioni. Quindi capite l'importanza dello spirito che può avere all'interno di un'associazione? Io spero di essere riuscito, almeno in questa parte, darvi degli indirizzi. Le quote differenziate, ma non è un problema. Cioè io l'ho detto e adesso finalmente l'avevo detto ancora tempo fa, tanti anni fa, molti di voi sicuramente si ricorderanno. Bisogna distinguere, c'è una grossa differenza tra la temporaneità e la diversificazione delle quote. La diversificazione delle quote non significa limitazione temporale, significa semplicemente che ho adottato come consiglio una di quelle che sono le mie facoltà, che sono quelle di andare materialmente opportunamente a indirizzare l'attività del circolo verso gli junior piuttosto che verso le altre realtà. Quindi nel momento in cui si fanno delle quote associative diversificate tra junior e soci normali, non abbiamo problemi, non abbiamo nessun tipo di problema di questo genere. E l'ha detto la circolare 18 e l'ha detto in maniera molto pesante. Poi, dopo... Sì, grazie. Vedete, questi sono solo gli elementi che a me interessa per inquadrare il problema. Li sto riaggiornando in funzione di quelle che sono le novità che escono dagli accertamenti. Quindi io vi ripeto alcune cose, proprio andando a sottolineare quelli che sono dei passaggi che abbiamo già avuto nella direzione regionale Veneto, modo di discutere. Alla Commissione tributaria regionale, in Commissione tributaria provinciale abbiamo avuto già modo di discutere e aver visto quelle che sono le dinamiche. Quindi è importante, riepilogo, democraticità, verbali, annotare le firme di questi signori che hanno partecipato, la vita sociale, far partecipare nella vita sociale gli iscritti è importante per riuscire a provare sempre la stessa dinamica, sempre questo aggregato associativo che ha una funzione sociale. Quindi questo è determinante. L'ufficio di questo, siccome sono tante bei paroloni che poi è difficile canonizzarlo in aspetti reali, e qui la federazione dovrà, e me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, dovrà in qualche modo riuscire a dettare delle linee guida su quelle che saranno le dinamiche da utilizzare, gli elementi da utilizzare affinché l'Agenzia delle Entrate delle varie regioni possano prenderlo come canovaccio per poter gestire. D'altro canto già si è fatto un grosso passo in avanti con l'iscrizione dei cavalli, con la logica dei trasporti eccetera, con questa circolare stessa, però dovremo essere noi, visto che c'è l'amministrazione, ad andare a indirizzare, a determinare questi elementi. È solo quello che ci darà la differenza e la possibilità per riuscire a essere davanti al problema e non dietro il problema.
Noi qui in Veneto l'abbiamo già fatto, abbiamo già tentato con la direzione regionale e siamo riusciti in qualche modo a scalfire questo contesto nell'ambito delle aule del tribunale, non solo ma anche le agenzie stesse, però ogni provincia poi adotta dei criteri molto differenziati. Tornando a noi, quindi il quadro generale è quello, l'importanza dei conti e dei numeri. Signori, l'associazione non ha una vera associazione, sto parlando non società sportiva, l'associazione non ha una vera e propria contabilità identificata. L'importante è che ci sia però una contabilizzazione, che ci sia una logica, che ci sia un sistema contabile su cui andare a rilevare questi elementi. Noi conosciamo delle forme contabili che sono quelle che normalmente applichiamo per le imprese, va bene, applichiamo quelle forme contabili e le applichiamo anche per le associazioni, nessun problema, riusciamo a gestirle. È importante che non sottovalutiamo questo aspetto. La formazione di un bilancio è elemento essenziale per far sì che l'approvazione stessa mi generi poi quella che è l'applicazione del 148. Quindi, tracciato questo che è un elemento fondamentale ai fini della vita associativa, cosa che ho già detto che ve le ho riaggiornate a seguito della 18 e che ve le ho riaggiornate a seguito delle ultime pronunce da parte della Commissione Tributaria Provinciale. Non abbiamo ancora delle regionali qui nel Veneto, però penso che tra un po' arriveremo, tempo di un giro di vita. Quindi, per quanto riguarda il bilancio invece delle società sportive dilettantistiche sotto forma di società di capitali, guardate che la cosiddetta SSD è una normalissima società di capitali con tutti gli adempimenti. In più dobbiamo metterci dentro gli elementi specifici dell'articolo 90. Quindi ha un aggravio di cose. E questo per legarlo sia dal punto di vista organizzativo e sia anche dal punto di vista del costo. Quindi non venitemi a raccontare che non c'è niente da spendere o che non c'è qualcosa da fare. Aggiungo, tante volte ho visto, troppe volte, le banche dati della federazione sono un ottimo elemento per l'amministrazione finanziaria per andare a verificare qual è la dimensione dell'associazione, quali sono i tesserati, gli iscritti, i non iscritti. Guardate che a tutt'oggi non c'è una grossa comunicazione, adesso qui mi sto sbilanciando un attimo, non c'è una grossa comunicazione tra le banche dati della federazione e gli organi di accertamento, ma gioco forza, io non credo che arriveremo molto più in là da parte dell'amministrazione finanziaria andare a chiedere queste informazioni e portarle, farle proprie e poi farne l'uso che ovviamente tutti noi conosciamo. Perché vi dico questo? Perché le ricevute fatte a un soggetto non iscritto è attività commerciale, che lo vogliate o non lo vogliate. Se non è tesserato alla federazione, all'associazione, associato alla ASD o tesserato all'interno della società e comunque non tesserato a livello verticistico alla federazione, questa ricevuta è di tipo commerciale. Spero di essere stato chiaro. Qui non ci sono tanti discorsi e su questo mi aggancio per un altro aspetto che ho visto fare in sede di accertamento. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che un'associazione ha i propri associati, fa anche attività per conto di associati iscritti in un'altra associazione, però sempre facendo capo alla FISE. Bene, allora diversi accertamenti è stato detto: questo non è un tuo associato, quindi per noi quell'attività fatta nei confronti dell'altro tesserato che è tesserato in un'altra associazione è attività commerciale. Sono andati oltre a questo, hanno detto laddove c'è addirittura una maggioranza, e questa è già passata in commissione tributaria provinciale, laddove c'è una maggioranza in qualche modo di tesserati
che sono esterni all'associazione, a maggior ragione questa è attività commerciale. Niente di più falso. Guardate, niente di più falso. Il 148 lo dice chiaramente, la circolare lo ribadisce in tutti i modi. Non c'è nulla che possa far legare questo aspetto a un aspetto di commercialità. Lo dice in maniera chiara, una delle poche cose chiare che siamo riusciti a capire da questo articolo è quello di dire: primo, possono essere tutti i soci associati iscritti a quell'associazione, ma anche tutti quelli che sono iscritti al sistema verticistico, alla federazione, che fanno parte di altre associazioni. Quindi nel momento in cui noi siamo in quella posizione, anche se mi fanno i verbali, avremo le seccature dei verbali, eccetera, eccetera, però attenzione che dovremo evidentemente contestarli e nelle sedi opportune poi verranno contestate. Quindi questo è un aspetto estremamente importante. Guardate, la formazione del bilancio non è facoltativa, torno di nuovo al bilancio, deve essere approvato nelle forme caratteristiche per l'associazione in base alle norme dello statuto che non avrete mai letto o che magari pochi hanno letto, adesso non voglio generalizzare, però leggetevi quello che è stato scritto, è importante per la conduzione corretta. E poi quando ci sentiamo dire da questi soggetti ma l'avete scritto voi, io vado a guardare se avete fatto quello che avete scritto. Abbiamo voglia noi andare a difenderci poi di fronte al fatto di non aver approvato, di non aver fatto la delibera di iscrizione dell'associato? Non c'è. Io quelle associazioni che ho visto non c'è, non si sa, una perfetta sconosciuta. Beh, questo è importante. Allora, lo statuto prevede chi deve deliberare cosa fare, come non fare. Noi dobbiamo andare a fare questa delibera, la dobbiamo fare normalmente in consiglio, nel consiglio direttivo, ma nessuno impedisce che ci sia, e qui vado oltre, un verbale del consiglio direttivo il quale delega una persona ad accettare per poi portare in sede di consiglio direttivo. Ma facciamolo, perché poi questo è un elemento che mi fa saltare i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni previste. Con questo adesso poi risponderò eventualmente ad altre domande. Vado sugli aggiornamenti fiscali che abbiamo. L'ultima cosa, le pensioni. Allora, questa qui era un fiore d'occhiello che ho continuato a insistere anche con la direzione regionale, che poi è stata ripresa dal nazionale, perché so che hanno ripreso materialmente quello che noi avevamo già fatto qui nel Veneto. Le pensioni nel momento in cui è valida il primo presupposto, quello che ho parlato finora, e sono legate all'attività dell'associato, non sono commerciali. Questo lo ribadisce la circolare. Non sono commerciali vuol dire che non pago le tasse IRES e non pago l'IVA. Ok? Quindi concretamente nel momento in cui io sono riuscito a salvaguardarmi da quella prima fascia di elementi che vi ho detto, scendo all'altra rilevazione che è quella delle pensioni, che è la parte più critica, perché qualcuno che cosa ha fatto? Ha fatto la società collaterale facendo pagare l'IVA, altro le ha fatto una parte commerciale all'interno facendo pagare l'IVA, eccetera eccetera eccetera. Questi sono i comportamenti più comuni che sono stati adottati. Beh, sappiate che comunque nel momento in cui ho messo in piedi tutte le situazioni in modo corretto, puntuale, preciso, e quindi questa è un ente non profit, nel momento in cui la mia è conclamata attività istituzionale, questo non può essere sottoposto a tassazione alcuna. Andiamo un attimo su alcuni aspetti dell'aggiornamento e poi al limite mi fermerò a rispondere alle vostre domande. Vedete, il giorno oggi dobbiamo parlare, e tocco l'argomento della qualificazione di quelli che sono gli operatori all'interno dei centri ippici.
Beh, avevamo un grosso timore, che era quello che con il cosiddetto decreto dignità tutti i soggetti rientrassero a far parte di quelle collaborazioni coordinate e continuative che ci lasciavano molto col fiato sospeso, perché questo comportava una serie di ulteriori adempimenti da dover adottare. Beh, questo qui grazie agli ultimi provvedimenti con l'articolo 13 è stato abrogato e quindi si ritorna allo status ante e quindi rimane come prima fondamentalmente, quindi non è che i collaboratori devono essere attratti materialmente a una collaborazione coordinata e continuativa. Su questo vado veloce perché eventualmente rispondiamo a delle domande poi. Altra questione, fatturazione elettronica. Allora tutti hanno detto, io sono esentato da fare la fatturazione elettronica. No, non siamo esentati dalla fatturazione elettronica. Torniamo indietro, cosa vi ho detto prima? Deve esserci un'attività istituzionale, primo. Secondo, devo aver fatto l'opzione alla 398. Ma se io non faccio la Costituzione, l'Assemblea verbale, eccetera, io qualche dubbio ce l'ho che uno abbia fatto l'opzione 398, che tanti conoscono, sicuramente tanti conoscono. È vero, esistono i comportamenti concludenti, ma allora se qui ci sono dei tecnici che mi aiuteranno a capire sicuramente cosa significa comportamento concludente in un'associazione che non ha tenuto scritture, che non ha fatto verbali, che non ha fatto consiglio, che non ha fatto granché. Qual è il comportamento concludente che io devo andare a raccogliere per far sì che mi emerga gli elementi della 398 o dell'opzione 398? E vi lascio il punto di domanda, perché io la soluzione non ce l'ho a questo, però mi pongo una serie di problemi. È chiaro che la norma dice coloro che hanno opzione 398 e sono al di sotto dei 65.000 euro sono esentati dalla fatturazione elettronica. Quella emessa. Ricordate che avete sempre le fatture passive e quindi abbiamo da adottare dei comportamenti tali che ci consenta di poter gestire anche la fatturazione del ciclo cosiddetto passivo, cioè quella che ci fanno. Quindi la fatturazione elettronica fino ai 65.000 euro non abbiamo l'obbligatorietà, possiamo farla ma non abbiamo l'obbligatorietà. Dai 65.000 euro ai 400.000 euro gli obblighi della fatturazione elettronica vengono trasferiti ai commissionari. Quindi coloro che io vado in contatto devono fare il mio adempimento. Non è che siamo fuori. Per quanto riguarda il ciclo passivo, rimangono ovviamente le attività che vi ho detto poc'anzi, cioè dobbiamo gestire il ciclo passivo. Quindi anche la fatturazione elettronica ha un suo problema nei circoli, quindi non è che sistematicamente rimane esclusa dall'attività. Attenzione, stiamo parlando solo di quelli che hanno fatto opzione 398 e tutti gli altri? Tutti gli altri sottostanno alle norme ordinarie. Quindi nel momento in cui avrò a che fare con i soggetti che in qualche modo vanno a gestire altre attività produttive, io sono obbligato all'emissione della fatturazione elettronica. Okay? Quindi i 65.000 euro e i 400.000 euro valgono solo per le 398. La stragrande maggioranza di noi ha fatto opzione 398. Lo spauracchio delle sponsorizzazioni, che poi è stata all'ultimo minuto eliminato perché tante associazioni hanno le sponsorizzazioni, il relegare, il rovesciare, la dipendenza rovesciata di un adempimento legata all'attività delle sponsorizzazioni ha creato dei problemi, poi è stato eliminato all'ultimo minuto della 119. Quindi anche in questo caso avremo una necessaria attività di verifica. Tutti sanno che esiste all'interno dell'Agenzia delle Entrate un posto che si chiama fatture e corrispettivi, un posto nell'agenzia lì dentro, clicchiamo, andiamo dentro e troviamo
le nostre fatture le troviamo lì dentro, le possiamo trovare lì dentro, ma le possiamo anche dirottare in un'area attraverso un codice particolare che viene dato al sistema di interscambio, per cui farle arrivare in un'unica dimensione, in un unico contenitore. Adesso non voglio dilungarmi perché altrimenti ci perderemo per strada, ma ci saranno i miei colleghi, i vostri professionisti che vi spiegheranno come funziona, però non sottovalutate il problema della fatturazione elettronica. Apro e chiudo la parentesi: per quanto riguarda le relazioni di attività con gli enti pubblici, rimane come prima l'obbligatorietà della fatturazione, quindi l'ente pubblico rimane attratto a quella che possa essere la fatturazione obbligatoria. Ecco, una cosa importante con la finanziaria che è uscita, quindi la finanziaria 2019, è che finalmente un aspetto interessante è quello dell'imposta di bollo. Voi sapete che tutti chiedevano: ma l'imposta di bollo va pagata o non va pagata? Va pagata o non va pagata? Bene, è stata definitivamente eliminata dalla manovra finanziaria 2019, quindi le ricevutine e quant'altro emesse dalle associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, non soggiacciono più all'imposta di bollo, quindi non avete più nessun obbligo di andare a metterci la marca di bollo. Anche perché guardate che per quanto riguarda la fatturazione elettronica, ve lo dico per conoscenza personale, non può più, essendo elettronica, essere messa la marca da bollo in cima al documento, quindi doveva essere liquidata attraverso un'apposita procedura creata dall'Agenzia delle Entrate, ma non vi riguarda. Quindi se sentite parlare di questo non preoccupatevi, le associazioni sono fuori dall'applicazione di imposta di bollo. È stato poi confermato l'erogazione liberale e quindi il credito d'imposta, nonostante tutte le difficoltà di potervi accedere a questo credito d'imposta e con tutte le dinamiche che ci stanno a corredo di questo. Non è così facile andarlo a gestire. Poi qui non ho utilizzato le slide, ma comunque vediamo se riesco. Ecco qui, vedete, vi ho schematizzato, poi eventualmente le passiamo. La fatturazione elettronica, quindi titolari di partita IVA e non titolari di partita IVA. Poi qui vedete la fatturazione, ve l'ho proprio divisa tra titolari di partita IVA e non titolari di partita IVA. Questa qui è la situazione determinante che va a far scattare l'obbligo o non far scattare l'obbligo. Allora, qual è il consiglio spassionato? Chi ha una struttura organizzata, la fatturazione elettronica non è proprio un mostro che non va preso in considerazione, anche perché se avete rapporti con l'estero, attenzione che è stato introdotto anche l'esterometro cosiddetto, tanto perché si parla di riduzione degli adempimenti fiscali, no? Quindi chi passa per la fatturazione elettronica evidentemente ha la possibilità di eliminare, di non avere l'esterometro, perché è stato tramitato attraverso lo SDI. Quindi va valutato caso per caso, situazione per situazione, non generalizzate per cortesia, quello che è l'aspetto di questo adempimento che ci sta creando dei problemi immani. Io direi che a questo punto ho toccato un po' tutti gli argomenti delle novità introdotte dal 119, per poi riservarmi la possibilità di rispondervi a domande specifiche nel proseguo della serata. Grazie. Ringrazio il dottor Pozzato. Confermo che sia il dottor Pozzato che l'avvocato Scianaro danno indicazione appunto il maturare riferito appunto alla cultura sia fiscale sia documentale, quindi questo penso sia un argomento che tutti noi dobbiamo accettare, valutare appunto che il nostro mondo, come dice il dottor Pozzato, non è che è cambiato ma è diventato maturo, quindi il sistema oggi ha delle esigenze, le richiede e ha un modo più semplice per verificarle, quindi
Oggi abbiamo la fortuna di avere dei professionisti come i qui presenti che ci danno queste indicazioni, ma soprattutto hanno una competenza professionale ma una conoscenza anche del nostro mondo di cui ne dobbiamo assolutamente approfittare. Grazie. Come soggetti il tesserato, quindi il cavaliere, l'associazione e il cavallo, quindi Ettore Artioli ci darà una mano a capire e a conoscere tantissimi aspetti che molto spesso sottovalutiamo. Grazie a Luca che mi ha presentato come avvocato, ma sono qui in veste di consigliere federale, non sono avvocato. Il Presidente mi ha dato come incarico, fra gli altri, come a tutti noi, va distribuendo degli incarichi perché possiamo collaborare come consigliere federale all'attività che ci avete chiamato a gestire, quello di seguire anche un po' la problematica delle assicurazioni. È stato uno dei primi problemi che il Consiglio federale ha dovuto affrontare quando ci siamo insediati, perché la vecchia polizza era in scadenza e c'era la necessità di fare una nuova gara per assegnare i servizi assicurativi a una compagnia che desse almeno le garanzie minime che noi richiedevamo. Parlo di gara perché l'entità, l'importo della polizza assicurativa è stato necessario che si facesse una gara di tipo europeo, quindi bando capitolato e quant'altro, per identificare quale compagnia assicurativa fosse disponibile a assicurarci al miglior prezzo. Devo dire che quando abbiamo iniziato questo lavoro ci fu detto non parteciperà nessuno, dovrete andare a trattativa privata e quant'altro. Anche Luca, che su questo mi ha dato una mano, sentiva questi uccelli del malaugurio che ci dicevano che non saremmo riusciti a fare una gara vera e ad avere dei partecipanti. Abbiamo avuto 4 compagnie che si sono presentate, 3 hanno fatto offerte valide, si è aggiudicato sulla base della miglior competitività nell'offerta. La compagnia che si è assicurata la gara quest'anno per questo triennio è la Grupama, e devo dire che rispetto al passato credo che tutti i tesserati, e come ricordava Luca Doria, tutti gli affiliati, quindi circoli, a garanzia anche dei cavalli tesserati, hanno con la nuova polizza assicurativa ben più vantaggi di quelli che erano previsti precedentemente. A differenza di quanto rappresentato prima dall'avvocato Scianaro, che ci ha parlato di una problematica che speriamo diventi una normale consuetudine, quella di esserci, di aver accurato, di avere, come dire, quegli aspetti, quei requisiti, quelle attenzioni che ci permettano di trasportare normalmente i cavalli, e tutti noi trasportiamo abitualmente cavalli, li portiamo in gara, li portiamo agli eventi sportivi e quant'altro, e quanto rappresentatoci poi per gli aspetti fiscali e tributari. Io mi auguro che tutto quello che io vi illustro non vi serva mai, cioè mi auguro che nessuno di voi abbia bisogno di come dire, attenzionare gli aspetti dell'assicurazione. Però una cosa che probabilmente è necessario, soprattutto per chi ha un ruolo attivo, e credo che la quasi totalità dei presenti, in quanto istruttori o in quanto dirigenti di circolo, abbiano un ruolo attivo nella gestione dell'associazione o della società sportiva presso la quale collaborano, di cui sono a capo, della quale sono gli istruttori, abbiano presenti alcuni aspetti della tutela assicurativa, perché molto spesso ci siamo resi conto che quando si incorre noi in una di quelle situazioni che sono tutelate dall'assicurazione, il nostro circolo affiliato, il nostro tesserato, il nostro istruttore, il proprietario di cavalli non ne sono sufficientemente a conoscenza. Ecco perché all'interno di questo circuito di iniziative che il Presidente ha voluto, il Presidente Di Paolo ha voluto, e che sono curate dal Centro Studi, che è stato tutto sommato inventato pochi mesi fa, nessuno di noi ci credeva che il Centro Studi in una federazione come la nostra servisse e che potesse essere, diciamo, uno strumento utile ai tesserati e agli affiliati. Lo ha voluto il Presidente Di Paola, mi ha chiesto di coordinarlo, e in realtà ci stiamo rendendo conto già da 3 mesi o 4 che il Centro Studi funziona, che abbiamo messo in piedi una serie di iniziative, Fise con te, e questa è la seconda, ne abbiamo fatto una a Roma altrettanto partecipata e altrettanto diciamo, credo vissuta con interesse da coloro che sono stati presenti. Il convegno sull'attualità di Caprilli come stile dell'equitazione italiana, che è stato fatto a Roma 3 o 4 mesi fa e che si ripeterà a Modena il 25, in Accademia Militare di Modena, mi pare il 25 marzo, e poi continuerà a Torino, a Milano, all'Accademia Navale di Livorno,
Livorno e poi ancora in Sicilia e in altre sedi, credo che sia una lucida intuizione del Presidente Di Paola quella di avere voluto costituire uno strumento, appunto il centro studi, per far maggiori servizi agli associati. Andiamo al tema che mi è stato affidato, quello della tutela assicurativa per gli tesserati e, come diceva Luca, per gli affiliati e per i cavalli. La tutela assicurativa che noi dovremmo come FISE offrire è figlia di una legge, la legge che viene indicata qui è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2010 e poi delle norme di attuazione che hanno previsto che le federazioni sportive siano obbligate a offrire a tutti i tesserati una tutela per infortuni, esclusivamente per infortuni. Tutto questo poi lo trovate anche sul sito della FISE, una tutela per gli infortuni con una tutela quindi dell'invalidità permanente del caso morte con un massimale almeno di 80.000 euro e una franchigia del 10%. Vediamo cosa ha fatto FISE. FISE, partendo dall'esigenza di rispettare una legge e offrire a tutti i tesserati questa tutela assicurativa, ha pensato che fosse più opportuno fare qualcosa in più, conoscendo il nostro mondo, conoscendo la rischiosità degli sport equestri e conoscendo la presenza, oltre che dell'atleta uomo, anche dell'atleta cavallo, che come tutti sappiamo è un bellissimo animale con grandi doti, ma come dire, contribuisce anch'esso a incrementare il fattore di rischio in una serie di circostanze in cui il cavallo potrebbe contribuire a danneggiare qualcuno o qualche cosa. Ecco perché in fase di predisposizione della polizza assicurazione, che come dicevo in fase iniziale è andata poi in gara, abbiamo previsto, oltre che l'assicurazione infortuni, quindi quell'assicurazione che al primo rigo noi andiamo a fare in adempimento alla legge 289 del 2002, anche altre 4 principali tipologie di copertura a rischi. Responsabilità civile verso terzi. Credo che anche chi non è tecnico sa che una copertura assicurativa verso terzi sia verso tutti coloro che sono differenti da colui che causa il danno. Quindi se io o il mio cavallo danneggio Luca Doria, lui è terzo rispetto a me, quindi è coperto dalla mia responsabilità civile, dall'onere di rispondere del danno che ho fatto a una terza persona o una terza cosa. Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. Questo ora vedremo in che casi interviene, comunque per i prestatori di lavori del circolo, del comitato organizzatore, dell'affiliato e quant'altro. Responsabilità civile verso terzi gestori di impianto, responsabilità civile professionale. Queste 4 responsabilità civili sono quindi polizze o garanzie aggiuntive offerte dalla FISE ai propri tesserati rispetto a quanto la legge ci obbligherebbe. Mi verrebbe anche da dire aggiuntive anche rispetto a altre organizzazioni parallele alle nostre, come alcuni enti di promozione o alcune discipline sportive che offrono sì l'assicurazione di legge, ma non offrono questo ventaglio di polizze assicurative ai propri tesserati. Andiamo, seppur velocemente, a guardare quali sono le principali caratteristiche della tutela assicurativa che FISE offre ai propri tesserati. Allora, la base è la polizza, ecco, questa colonna qui sono le caratteristiche della polizza che chiunque si tesseri dal momento successivo a cui abbiamo il flusso informatico di tesseramento, quindi possiamo, ove fosse necessario, dimostrare alla compagnia assicurativa che il singolo soggetto fosse tesserato, intervengono. Quindi chiunque viene tesserato ha una copertura in caso di morte di 80.000 euro e in caso di invalidità permanente di 80.000 euro in percentuale alla invalidità che viene riconosciuta. Quindi se l'invalidità riconosciuta fosse del 10%, interviene la garanzia assicurativa per il 10% di 80.000 euro, quindi 8.000 euro. C'è una franchigia, la franchigia che, come abbiamo visto, la legge vuole al massimo il 10%, per la prima volta la polizza assicurativa FISE rispetto al 7-8% degli anni passati porta al 5%, quindi una significativa riduzione che fortunatamente non ha comportato però un incremento rilevante del premio assicurativo. Vi segnalo il valore
decisamente molto superiore delle due integrative. Qualsiasi tesserato, un istante dopo che è tesserato, può fare o direttamente o tramite il circolo a cui l'associazione, la società sportiva, può fare una polizza integrativa. Purtroppo, lo dico probabilmente anche per una difficoltà da parte della FISE di promuovere adeguatamente le polizze integrative se ne fanno poche migliaia rispetto ai circa 100.000 tesserati che noi abbiamo. Ecco, chi fa le polizze integrative spesso non è il singolo, o è formalmente il singolo, ma coercito, costretto dal circolo. Ci sono dei circoli che quasi coattivamente impongono ai propri tesserati di fare le polizze integrative. Secondo me vanno estremamente valorizzati e premiati quegli istruttori o quei presidenti che, insieme ai 160 euro, ai 200 euro di patente di primo grado o di secondo grado, piuttosto che quello che sia per il brevetto, eccetera, e alla quota sociale, chiedono di pagare soltanto 30 euro aggiuntive per la integrativa A o 50 euro aggiuntive per l'integrativa B. Se ci pensiamo, una cifra significativamente ridotta rispetto anche ai costi che normalmente nel nostro sport si sostengono, ma vi assicuro, e non abbiamo come FISE nessuna vantaggio aggiuntivo se non quello di offrire un miglior servizio a tutti i tesserati, essere coperti da un'integrativa fa veramente la differenza rispetto alla polizza base. Ne parlavo con qualcuno poc'anzi, un'integrativa da 50 euro dà gli stessi vantaggi che una polizza privata. Se andassimo noi dall'assicuratore a sottoscrivere una polizza infortuni sportivi che comprende anche l'equitazione, che come altri sport, gli sport motoristici, gli sport legati all'uso di aeromobili o quant'altro, sono considerati ad alto rischio. Ecco, quelle sono polizze che costano 800, 1000, 1500 euro. Soltanto con 50 euro di integrativa B noi portiamo da 80.000 euro a 200.000 euro l'indennizzo in caso, spero mai, dovesse verificarsi un infortunio mortale, ma soprattutto, e questi invece sono casi più frequenti, portiamo da 80.000 a 200.000 la base di riferimento per il calcolo dell'invalidità. Altro elemento estremamente importante: nell'integrativa B scende al 3% la franchigia e c'è un'indennità da diaria di 130 euro al giorno e un rimborso spese mediche sino a 5.000 euro. Cosa significa questo? Che in genere per qualsiasi copertura infortuni, che l'assicurazione in maniera forfettaria valuta il tipo di incidente che noi dovessimo avere per un infortunio causato dallo sport equestre, nell'attività di svolgimento degli sport equestre, e ci indennizza. Lo vedremo in coda. L'assicurazione, secondo le previsioni di quella legge che citavo prima, copre in maniera forfettaria, senza un'analisi specifica di quella che è l'invalidità permanente che noi dovessimo subire. Spesso ci sono infortuni che apparentemente non lasciano un'invalidità permanente. Mi rompo un malleolo, mi rompo la tibia, il perone, l'omero, poi auspicabilmente, se ben curati, tutto sommato, diciamo, il danno vero che noi subiamo è limitato ad alcuni mesi in cui l'infortunio fa sentire in maniera più determinata le proprie conseguenze. Poi sanata la frattura o sanato il tipo di infortunio che abbiamo subito, normalmente non ci accorgiamo che ci siano grandi conseguenze. Ecco, comunque esiste la tabella allegata alla legge che ho citato prima, che per ogni tipo di infortunio, o comunque per la maggior parte degli infortuni più ripetitivi, va a fissare una percentuale di invalidità. Per cui se io subisco un danno a cui consegue un'invalidità del 20%, significa che 20 meno la franchigia che ho fatto qualche casino qua ecco, è tornata, scusatemi, 20 meno la franchigia del 5% o del 4 o del 3 a secondo quali polizza io ho, quindi 15% o 16 o 17% di quel danno mi viene risarcito. Come? Se io ho una polizza da 80.000 euro massimo, cioè invalidità totale equivale a 80.000 euro, ogni punto di invalidità è 1% di 80.000, quindi 800 euro. Se io dovessi avere un danno da 15%, riceverò 15 volte 800 euro e via dicendo. Se la franchigia è minore, riceverò 16 volte 800 euro, 17 volte 800 euro.
Questi criteri sono assolutamente forfettari, quindi quando l'assicurazione dovesse fare degli accertamenti li fa solo per verificare la, come dire, veridicità, la rispondenza della documentazione sanitaria che abbiamo inviato all'infortunio che abbiamo subito, ma non è un infortunio da periziare, cioè questo tipo di polizza non prevede, come quando sbattiamo la macchina, che ci sia qualcuno che valuti quanto è il danno alla macchina. Se c'è una frattura all'omero è stabilito qual è la percentuale, se c'è una frattura a 3 costole, in base a quali sono le costole o le vertebre o quello che sia, viene stabilita una percentuale e l'assicurazione la applica pedissequamente. Devo dire anche che se la pratica viene gestita telematicamente dal sito, quindi compilando il form, che è semplicissimo, una paginetta con pochi dati, e inviando la documentazione sanitaria, fino ad ora l'esperienza ci porta a dire che i rimborsi, i risarcimenti avvengono anche in tempi relativamente rapidi. Andiamo agli altri tipi. L'ho fatto? Sì. Non sono bravissimo con questa penna. Quindi questo è quello che vi sintetizzavo poc'anzi: risarcimento forfettario, la percentuale stabilita in funzione del tipo di polizza che abbiamo, base 80.000, 150 integrativa A, 200 integrativa B, da detrarre la franchigia del 5 o del 4 se abbiamo le integrative o del 3 se abbiamo l'integrativa B, e si fa il calcolo dell'indennizzo spettante. Andiamo alle altre polizze che spesso, come ricorda il Presidente a qualcuno che ha degli incidenti, non vengono attivati. Responsabilità civile verso terza. Sono i danni causati da un tesserato o da un affiliato, quindi anche dal circolo, il circolo inteso come soggettività giuridica, quindi la casualità che un circolo dovesse danneggiare qualcuno è coperta dall'assicurazione nei confronti dei terzi, così come il danno che un cavallo tesserato dovesse fare a un terzo. Qui una piccola precisazione: se il cavallo è mio e io subisco un calcio del cavallo, io non sono terzo rispetto a quel cavallo, quindi sono coperto dalla polizza infortuni ma non dalla responsabilità civile verso terzi. Se il cavallo è di un altro e mi colpisce, io sono terzo rispetto a quel cavallo, alla proprietà di quel cavallo, e quindi interviene questo tipo di polizza. Questo perché qualche volta abbiamo sentito lamentele da parte di chi, danneggiato dal proprio cavallo, non si sentiva sufficientemente garantito. Beh, il principio del risarcimento del danno è sempre qualcuno che fa un danno ad altri. Se io faccio un danno a me stesso, se con la mia macchina piglio un muro di petto e mi faccio male, non è che posso chiedere a qualcuno di indennizzarmi, salvo che abbia una copertura casco o una copertura di tipo specifico. Ma la copertura normale verso terzi ci garantisce che se il nostro cavallo danneggia o qualche altra persona, tesserata o non tesserata, o danneggia delle strutture, il calcio del cavallo a una macchina, cavallo in fuga che si schianta su cosa che è successo di recente su un telone, su una tensostruttura di un maneggio, e la danneggia. Ecco, in questo caso il cavallo, quindi il proprietario del cavallo, denuncia che è stato fatto un danno a terzo. Il terzo può essere il proprietario della tensostruttura, il proprietario dell'autovettura, il terzo danneggiato, e la nostra copertura assicurativa interviene. Chiaro che il cavallo deve essere un cavallo iscritto ai ruoli. Dico, stiamoci attenti a non fare una denuncia per un cavallo che non è iscritto ai ruoli, perché è chiaro che non è coperto dalla nostra assicurazione. L'importo massimo risarcibile in questo caso deriva non da criteri forfettari ma da una perizia, perché il danno a quel punto può essere di qualsiasi tipologia. Interverrà un perito dell'assicurazione che verifica il danno fatto, verifica se la causalità dichiarata appare esservi, perché è chiaro che un minimo perito tende a capire se è vero che quel tipo di danno può essere stato causato dal cavallo o dalla casualità con cui dentro il circolo si è verificato un incidente, e interviene il risarcimento, la cui franchigia è molto bassa. Se il danno è causato da cavalli, 260 euro; se il danno è causato da tesserati o da affiliati, 150 euro. Per comprenderci, è responsabilità civile verso terzi quella del danno che subisce una qualsiasi persona, tesserata o meno,
che camminando in un circolo dovesse cadere perché c'è un gradino che si è sconnesso, perché un ramo d'albero dovesse cadere in testa a qualcuno su un'autovettura e danneggiarla. La responsabilità civile verso terzi è quella che scoppia nel caso in cui un incendio in un maneggio dovesse danneggiare beni di proprietà altrui, per cui il proprietario, meglio il gestore del circolo, in quanto garantito dalla nostra polizza assicurativa, indennizza i terzi, il proprietario di una sella, il proprietario di un veicolo lasciato in maneggio, i soci sono terzi, sì. Chiaramente non è coperto il danno al circolo, quindi l'eventuale fienile che prende fuoco non è coperto perché non è un terzo ed è il soggetto stesso, l'affiliato, che è garantito. Responsabilità civile professionale, qui entriamo in una tipologia di rischi più specifico. La responsabilità civile professionale è il risarcimento del danno causato nell'esercizio dell'attività del nostro circolo affiliato, o del nostro istruttore, o del nostro ufficiale di gara, o della segreteria di concorso, o del direttore di campo, qualora senza dolo, ma questo è un principio normalmente diffuso nel sistema delle assicurazioni, abbia provocato un danno a un altro. Un ufficiale di gara che sbagliasse una classifica e facesse distribuire dei premi in maniera errata e non fossero recuperabili, un direttore di campo che non so quale situazione possa creare che porti un danno al cavallo o al cavaliere in gara, un istruttore o un tecnico federale che crei, ovviamente ripeto senza dolo, un danno a un proprio allievo e quindi l'allievo o il genitore dell'allievo dovesse chiedere il risarcimento del danno stesso. Ecco, il massimo risarcibile per gli istruttori e tecnici è di 500.000 euro, cioè il danno massimo che l'assicurazione copre è sino a 500.000 euro con una franchigia di 6.000 euro, mentre la franchigia diminuisce a 600 euro se sono i propri allievi, che poi è la casualità più non dico più diffusa perché per fortuna non ci sono molte casistiche, però è chiaro che l'istruttore può essere più facilmente citato a rendere il conto, a risarcire un danno a un proprio allievo che non a un allievo altrui, situazione abbastanza improbabile. Per gli ufficiali di gara, direttori di campo, assistenti direttori di campo, che significano gli uomini che aiutano in campo ad alzare le barriere, segretari di concorso e speaker, laddove facessero un danno, ponetemo lo speaker che annuncia l'eliminazione di un cavallo erroneamente e invece era solo al primo rifiuto, non al secondo in un concorso di salto ostacoli. Ecco, il cavaliere potrebbe chiedere di essere risarcito per essere stato erroneamente escluso dalla gara o comunque aver interrotto la gara per un'errata comunicazione dello speaker. In questo caso interviene la responsabilità civile professionale che copre fino a 100.000 euro con una franchigia di 3.000. Questa è un'assoluta novità, è stata una introduzione nella polizza FISE che è stata voluta dal Consiglio federale, dal Presidente federale, proprio per tutelare soprattutto coloro che per conto della federazione nelle attività quotidiane, siano essi istruttori o siano i servizi che ci sono nelle manifestazioni, dovessero incorrere in qualche errore che porti poi alla richiesta di risarcimento danni. Per entrambe queste polizze è prevista anche la possibilità di un'integrativa, non le illustro nel dettaglio, ma se siete interessati andate a guardare sul sito la parte assicurazione, è tutto molto facile da leggere, sono previste delle integrative anche per queste. Denunce di sinistro. E qui la cosa su cui richiamo molto la vostra attenzione. La denuncia di sinistro deve arrivare entro 30 giorni. Il momento in cui si verifica, o meglio l'assicurato è a conoscenza che un comportamento da lui posto in essere o comunque a lui correlato abbia fatto un danno, deve entro 30 giorni segnalarlo alla compagnia di assicurazione tramite la FISE, tramite il sito, con la modulistica prevista nel sito FISE. Ecco, la raccomandazione che mi sento di dare a tutti, diciamo, il messaggio che vorrei che fosse chiaro uscendo da questa riunione, i messaggi sono due. Il primo, fare le polizze integrative. Il secondo, attenzione, ogni qualvolta
siete a conoscenza che un qualche episodio potrebbe aver causato danno a terzi, fate la denuncia assicurativa. Fate la denuncia, poi non c'è il danno, il terzo non chiede risarcimento, il danno non si è verificato perché poi una cosa che non so, un infortunio che all'inizio sembrava avere un minimo di rilevanza, poi si è scoperto che dopo 3 giorni era una piccola contusione passata lì. Comunque aver fatto la denuncia all'assicurazione non vi comporta null'altro che i 3 o 4 minuti necessari per compilare un modello, fare la scansione e mandarla all'indirizzo mail che è previsto. Non fare la denuncia, di contro, mette a rischio l'eventuale possibilità di risarcimento. Ecco perché anche in tutti quei casi dubbi, l'infortunio, la vicenda che succede all'interno del circolo affiliato, il cavallo che ha fatto un qualche danno ma non so bene che cosa ne nasce, se è dovuto risarcimento o meno, fare un modulo di denuncia vi aiuta, e se non dovesse succedere niente dopo e non esserci un danno da risarcire, avrete solo perso 3 o 4 minuti del vostro tempo a compilarlo. Non fare la denuncia spesso, o cercare chissà quali informazioni che non sono necessarie, o chiedere una raccomandazione a qualcuno che è assolutamente non indispensabile, vi mette a rischio di far trascorrere quel tempo che, mentre in alcuna tipologia di rischio magari può essere tollerato dall'assicurazione, una denuncia di un infortunio con danni visibili e certi attestati da un pronto soccorso, magari anche un po' in ritardo, potrebbe essere accettata, ogni qualvolta invece il tempo trascorso potrebbe mettere a rischio il diritto della compagnia assicurativa di verificare effettivamente se quel danno è conseguente all'agire che avete denunciato, rischia di far saltare, di vanificare la copertura assicurativa. Ecco perché insisto ancora. Suggerisco agli istruttori: fate fare le polizze integrative ai vostri allievi con 50 euro o 30 per l'integrativa A, garantite per un anno intero sino alla scadenza del tesseramento. Quindi se, come d'abitudine succede, il tesseramento viene prorogato oltre il 31 dicembre, comunque la scadenza della polizza integrativa, questo grazie all'accortezza dell'avvocato Scianaro lo abbiamo fatto rettificare perché c'era una piccola sbavatura nella modulistica sul sito. Se dovesse succedere un incidente sino alla scadenza del tesseramento, è coperto dall'integrativa con i maggiori vantaggi che sono stati illustrati. Grazie a tutti e siamo pronti per... Grazie Ettore. Adesso appunto abbiamo concluso la presentazione dei 3 argomenti, siamo a vostra disposizione per rispondere a vostri eventuali quesiti. Io mi riaggancio subito al tema dell'assicurazione. Volevo avere conferma, la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al tesseramento online? Così almeno io ero informata. Cioè oggi faccio il tesseramento e dal giorno dopo scatta la copertura assicurativa? Allora, dalle ore 24 del tesseramento. Quindi se si tessera alle 5 di pomeriggio, da mezzanotte, quindi ovviamente il giorno dopo, però tecnicamente dalle ore 24 ore dal tesseramento. Grazie. Alle 24, del giorno successivo. Allora, facciamo un esempio pratico. Rinnovo il mio tesseramento alle 17 di pomeriggio, dalle 24 di quel giorno, quindi della notte, sono coperto dall'assicurazione. Ovviamente dal giorno dopo per questioni di tipo ovvio, logico. Invece una sottolineatura in merito all'ottima ricostruzione e agli ottimi consigli dati dal consigliere Artioli. Una cosa che va a far coincidere le materie, quella assicurativa e quella del trasporto, per la quale mi sono quindi permesso di integrare il supporto tecnico del consigliere, come facciamo solitamente, è che i cavalli, oltre a essere iscritti ai ruoli federali, devono essere di proprietà di un tesserato. Fate attenzione, ve l'ho detto prima e lo ribadisco adesso che abbiamo aperto l'argomento assicurazioni. Quindi i presupposti perché sia
valida la copertura di cui all'articolo 58 delle condizioni generali, che è una, penso, se mi doveste chiedere qual è l'articolo più importante di tutta la polizza, è l'articolo 58, estensione di garanzia danni arrecati da cavalli. Quindi i cavalli non è sufficiente che siano iscritti ai ruoli federali, ma debbono essere di proprietà della contraente FISE, ovvero degli enti affiliati tesserati, ovvero dei tesserati stesso. Questo ve lo dico perché da un punto di vista della mia attività professionale purtroppo spesso posso constatare come, per fare un po' una similitudine, così come l'agente accertatore che vi ferma vi vuol fare la multa, l'assicuratore non vuol pagare il sinistro, questo sia ben chiaro. Quindi voi dovete conoscere benissimo quali sono i presupposti, e la polizza FISE è migliorata, e vi assicuro è migliorata tantissimo, tra le altre cose, e qui entro con il consenso del consigliere in dettagli di tipo tecnico. Altra cosa importantissima è che l'infortunio non è soltanto quello da caduta da cavallo, perché purtroppo nella casistica, e questa è stata un'integrazione merito delle trattative che sono state fatte dall'attuale Consiglio federale, anche l'attività preliminare e successiva. Caso pratico, il bambino che lega il pony al lavaggio per rimetterlo a posto con la supervisione dell'istruttore, o che lo pulisce prima di sellarlo, perché anche questo è divulgazione dello sport equestre, è coperto da assicurazione, e parliamo di assicurazione infortuni. Mentre prima questo era dubbio, adesso no LPO. Attività sportiva parallela a quella equestre è coperta da assicurazione. Qualcuno di voi ha un personal trainer per cui potenziare determinati tipi di allenamenti? Anche quell'attività. Il danno in itinere, eccetera. Quindi queste sono le cose da tenere a mente. Il tesseramento del proprietario del cavallo, che con una cosa sola agevola il trasporto e garantisce la copertura assicurativa. Quindi potete trasportarle e state tranquilli. E a proposito dei trasporti, il danno che dovesse causare il cavallo al veicolo trasportante è indennizzato anche quello, sempre con la solita condizione, che comunque avete assolto perché state trasportando con il veicolo dell'SD. Quindi, come vedete, l'organizzazione del trasporto ha un senso anche in questa materia, se correttamente applicata. Proseguiamo con le domande. Certo. Ricordare, e lo dico con piacere in Veneto perché Clara Campese ha contribuito attivamente alla definizione di una serie di formule di tesseramento nuove che abbiamo inserito. Sono abilitazioni temporanee alla pratica sportiva. Da quest'anno ci sono tutta questa serie di abilitazioni e speriamo il prossimo anno di poter ampliare ancora di più, perché arrivano ulteriori suggerimenti dai presidenti regionali che hanno ovviamente maggior contezza di tante piccole esigenze. La FISE ha previsto non soltanto la patente A, che è quella che normalmente permette ai ragazzini che entrano in un circolo eccetera di iniziare l'attività sportiva garantiti non solo dal tesseramento ma anche dall'assicurazione, ma ha previsto una serie di formule di tesseramento che aiutano soprattutto in tutte quelle attività, battesimo nella sella, attività giornaliere, la prova del ragazzino o anche l'adulto, attenzione, che viene a provare il cavallo o comunque provare il piacere di andare a cavallo, piuttosto che il campus estivo per un mese, per 2 mesi, per 3 mesi, piuttosto che l'attività di una settimana fatta, non so, in abbinamento con uno stage scolastico, con uno stage di un'altra associazione sportiva, un'associazione di altri sport che vengono a fare campus nei nostri circoli. Ecco perché per tutto questo genere di polizze, di tesseramenti, noi raccomandiamo di inserire immediatamente online il tesseramento nelle formule che sceglierete, perché se noi facciamo la giornaliera, uno che viene in maneggio a provare il cavallo,
dal momento in cui la carichiamo l'assicurazione vale, quindi in quel caso è immediato il rapporto, la copertura è immediata, battesimo della sella scolastica, la copertura è immediata, quindi in quella maniera noi abbiamo la possibilità di accogliere qualcuno che arriva in maneggio e dice vorrei provare, affidarlo all'istruttore che segue quel genere di attività, ma un minuto dopo avere mandato online sul carrello l'ok a quel tesseramento. Sono pochi euro, addirittura ci sono tesseramenti mi pare da €1 o da €3, quindi veramente per consentire la prova e magari di non chiedere l'euro a quello che viene nel circolo, vuole provare una volta, non vogliamo chiedergli qualcosa, ma credo che il circolo con una piccolissima fida, €1, 2, 3, può garantire per un giorno, per una settimana o per la formula che sceglie, fra le tante che abbiamo inserito quest'anno, la possibilità di avere una copertura assicurativa. Mi sembra di ricordare, però correggimi se sbaglio, che su questi tesseramenti promozionali che ricordava il consigliere Artioli non è neanche necessario il codice fiscale, che era un problema che sugli stranieri limitava. Oserei dire che il codice fiscale non lo mettete in moltissimi tesseramenti. Temo che il CONI dal prossimo anno, o meglio l'Agenzia delle Entrate dal prossimo anno, in funzione del valore pubblicistico del tesseramento, ce lo imporrà in maniera drastica. Però sulle temporanee no, perché sono abilitazioni, non sono... Sì, ricordiamoci che la sfumatura però è veramente una sfumatura di tipo formale e che tutti i tesseramenti per brevi periodi non li dovremmo chiamare tesseramenti, ma li chiamiamo abilitazioni temporanee, e la finalità è proprio di inserire la persona nella nostra famiglia e offrirgli una copertura assicurativa. Non è ai fini statutari un vero e proprio tesseramento, il tesseramento è quello annuale. Ecco perché questo ci permette da un lato, per accordi specifici con l'assicurazione, di garantire la compagnia assicurativa, dall'altra, come diceva il Presidente, di inserire una quantità di dati veramente essenziali per velocizzare. Se viene qualcuno in maneggio e vuole provare il cavallo, non stiamo lì a chiedergli troppi dati e caricare il suo nominativo per l'assicurazione. Per i tesserati annuali, quindi patenti A, brevetti e quant'altro, fino a oggi il sistema accetta anche il tesseramento senza il codice fiscale. Ho timore che ci imporranno a breve di bloccare i tesserati che non hanno il codice fiscale, però questo non dipenderà da noi, ma dipende dalle modifiche normative che vanno imponendoci e che dobbiamo solo accettare. Prego. No, non c'è problema. Che parla, loro sono i boss. Allora, prima hai detto che la responsabilità civile così rispondeva per i direttori di campo, e lì c'era scritto assistenti di campo, e tu hai parlato di uomini di campo, ma gli uomini di campo non sono tesserati. Allora, il nuovo regolamento prevede che si possano tesserare, qui usciamo un po' dall'argomento ma mi pare interessante affrontarlo. Allora, gli indirizzi su cui ci stiamo muovendo, e su questo le mail della notte del Presidente sono incalzanti, perché lui la notte pensa e a turno ci dà i compitini, no? Nelle modifiche regolamentari che stiamo facendo per cercare di dare un po' ordine a questo gran caos dei regolamenti FISE, in cui quanti ne studiamo ne spunta sempre qualcun altro. Non vi nego che di fronte a qualche recente posizione della giustizia sportiva abbiamo scoperto cose che non conoscevamo fossero regolamentate. La storia che se uno va a insegnare in un maneggio cioè tutte queste storie che come li cerchi nei regolamenti ne spunta sempre un altro. Allora questa nostra scelta di cercare di rimettere ordine, di portare a testi unici i regolamenti FISE, dovrebbe evitare proprio che scappi sempre qualche cosa in più di quella che conosciamo. Nel nuovo regolamento generale abbiamo previsto che ci sia la possibilità di tesserare gli assistenti, come li chiamiamo, assistenti direttori di campo. Termine molto garbato, perché sempre a federazione sportiva siamo noi, no? Quindi chi lavora e deve avere un contratto di lavoro. Noi però cerchiamo di comprendere che nel nostro sistema c'è grande quantità di volontari e quindi abbiamo creato le condizioni, faticando un po' ad ottenere l'ok del CONI, che anche una serie di figure che collaborano all'attività sportiva
ma non fanno direttamente sport, potessero essere tesserate. Fra queste tutte quelle figure che in un concorso ippico, in una manifestazione equestre, si muovono a supporto di chi opera. Ovviamente non potremmo mai pensare che colui che fa i caffè al bar faccia in qualsiasi maniera attività sportiva, lo tesseriamo, o se lo tesseriamo ma non lo copre assicurativamente, non lo copre funzionalmente quando sta facendo i caffè al bar. Però abbiamo considerato gli assistenti al direttore di campo, non l'assistente inteso colui che sta facendo l'apprendista, ma coloro che in campo aiutano alzando le barriere, spostando i pilieri eccetera, come soggetti tesserabili. Qui sta poi alla vivacità del comitato organizzatore, spesso sono volontari, non ho visto grandi documenti relativi a attività. Sono terzi se sono danneggiati, ma se mentre passa un cavallo gli sbattono un piliere addosso o muovono in maniera maldestra una barriera e colpiscono un cavaliere o un cavallo facendo, se fossero tesserati, sono assicurati. Credo che con questo stiamo aiutando alcuni comitati organizzatori, se sono svegli, a aiutarsi un po'. Così il volontariato viene un po' strutturato. Nel momento dell'affiliazione automaticamente si accendono loro due polizze, la RCT e la polizza infortuni per i tesserati del circolo. Queste a termini di legge sono obbligatorio farle tutte e due o no? Proprio una domanda. No, in termini generali. Fatta l'affiliazione, il circolo è coperto per responsabilità civile. Ma la legge cosa impone? Solo l'assicurazione infortuni per i tesserati, con un importo massimo di massimale 80.000 euro, una franchigia di 10%. Quindi, sì, loro prevedono una franchigia minima del 10, noi l'abbiamo portata al 5, che significa raddoppiare le garanzie rispetto alla previsione di legge. Quello scatta, cioè non è una richiesta al momento del tesseramento, è in automatico. No, per legge qualsiasi tesserato, punto. I circoli la legge non li considera da questo punto di vista, però la FISE da tantissimi anni fa la RCT per i circoli, per gli affiliati. Nell'ultimo periodo fa anche le responsabilità, ha una serie di responsabilità, fra cui quelle professionali dei direttori di campo, che prima non erano previste, proprio perché si è ritenuto che coloro che la FISE delega a gestire le manifestazioni sportive siano soggetti a cui dare attenzione e dare tutela. Lo stesso per quanto riguarda i cavalli, noi abbiamo in maniera più puntuale, ce lo diceva un avvocato che alcuni mesi fa gestiva un sinistro ante la nostra polizza, si è accorto che la differenza è forte fra la polizza precedente e la polizza attuale, per cui il cavallo tesserato, come diceva giustamente l'avvocato Scianaro, ha una copertura per i danni che facesse ai terzi. Si parla sempre di cavalli di tesserati, il classico caso del papà che compra il cavallo, se lo in testa il bambino è tesserato. In questo caso se il cavallo è del papà e il bambino è tesserato. Il cavallo nel momento in cui viene iscritto ai ruoli è previsto che si compili una scheda anagrafica del proprietario. Il proprietario è immediatamente, automaticamente tesserato senza oneri, per cui il papà è un tesserato FISE. Questo è buono, non lo sapevo, grazie. Si può togliere il codice fiscale per tutti, per favore? Scusate. Giriamo la domanda all'Agenzia delle Entrate, non dipenderà. Grazie. No, non sono l'Agenzia delle Entrate, quindi. No, non si sente. Ecco, scusate. Volevo sapere, qualsiasi tessera vale anche le tessere XRE e le ludico-sociali, quelle nuove della riabilitazione, hanno la stessa validità, la copertura assicurativa? E un'altra cosa, Di Paola ha pensato anche a queste di notte oppure è un altro pensiero che verrà domani?
Grazie. Allora, non entro nel merito perché non ne sono capace, ma credo che pochi lo siano capaci e ci si è dedicata veramente tanto la consigliera Grazia Basano, che ringraziamo, all'evoluzione di tutto il sistema della riabilitazione equestre, nel quale si è passati sostanzialmente da una gestione federale a una gestione ministeriale e noi, fra virgolette, subiamo l'evoluzione sul sistema e anche su coloro che sono abilitati all'insegnamento eccetera, che nasce in sede ministeriale, e quindi siamo abbastanza estranei, ma di questo Clara credo che si sia confrontata di recente, ma è anche abbastanza puntuale e positiva con i responsabili delle ASP, credo con Grazia Basano, per capire un po' meglio il meccanismo. Quindi su questo, sul dettaglio allora torno alla domanda sull'assicurazione. Per noi è tesserato, non patentato, tesserato, chiunque volontariamente o coattivamente entra nel casellario dei tesserati FISE. Quindi tutti i dirigenti di circolo, nel momento in cui un circolo si riaffilia o si affilia per la prima volta, dà un elenco di dirigenti. Quei dirigenti vengono tutti contestualmente tesserati senza oneri. Quindi il presidente, il consigliere del circolo è un tesserato e a questi fini è coperto dall'assicurazione, ma è coperto da tutto quanto è figlio del diritto di tesseramento. Quindi il consigliere di un circolo che non va a cavallo, che non ha una patente, che non fa un tesseramento specifico, è, fra virgolette, tesserato FISE, ha tutti i benefici e, come dire, le caratteristiche di chi entra nella nostra famiglia. Diceva l'avvocato Scianaro, non lo trascurerei, che la copertura assicurativa copre anche i trasferimenti, quello che chiamano le assicurazioni di pari in itinere. Quindi io che sto andando al maneggio perché farò il mio quotidiano allenamento, il dirigente del circolo che sta andando in maneggio perché va a curare, non so, la riscossione delle quote sociali, piuttosto perché va a seguire l'attività del circolo, l'istruttore che si reca al circolo o in gara, o il direttore di campo che sta andando da casa sua o dall'albergo dove è alloggiato in gara. Ecco, colui che si trasferisce da e per l'attività sportiva, non l'attività agonistica, l'attività sportiva, anche l'allenamento quotidiano, è coperto dalla nostra polizza assicurativa. Il presidente regionale, i consiglieri regionali sono tutti tesserati e di conseguenza sono coperti dalla polizza assicurativa. Tesserato è quindi l'istruttore, tesserato il dirigente, tesserato il direttore di campo, tesserato la segreteria di concorso. Appena entra in vigore appieno questa parte del regolamento, tesserati dovranno essere gli speaker. Tesserati lo saranno coloro che all'interno dell'organizzazione della manifestazione sportiva il comitato organizzatore avrà cura di tesserare. Colui che è addetto alle scuderie, colui che, ecco, queste figure, se tesserate, non necessariamente patentate, possono, cioè entrano nella famiglia FISE e quindi usufruiscono di tutti i vantaggi che l'essere nella famiglia FISE gli dà, fra cui una serie di convenzioni, fra cui la copertura assicurativa. Io credo, ma lo facciamo anche noi e siamo colpevoli noi consiglieri federali, che spesso non guardiamo molto i siti FISE, il sito FISE. Poi qualcuno si dice, ah, ma non siamo abituati, leggiamo poco eccetera. Quegli stessi che leggono poco su Facebook sono scatenati, cioè l'informatica su Facebook tutti, l'informatica su sito. Ma oltre che l'assicurazione, che io, come dicevo all'inizio, mi auguro che sia una di quelle cose che diciamo ha avuto cognizione oggi di che cos'è, non dovrete mai utilizzare, non dovrete, ci sono tante convenzioni e tante opportunità che sono legate alla condizione di tesserato, la scontistica in determinate opportunità, una serie di vantaggi. Allora probabilmente ogni tanto dedicare qualche minuto a guardare per esempio nel sito FISE le convenzioni può essere utile per scoprire che abbiamo qualche piccola agevolazione di cui non fruiamo e che però è stata curata dalla federazione al fine di mettere tutti gli affiliati in condizioni di avere dei vantaggi da fruire. Il cavallo che viaggia sulla strada nei van, ci sono due casistiche. Uno, per qualche motivo un cavallo e morde, crea dei danni a quello che gli sta vicino, due proprietari diversi. Altra casistica, vado fuori strada,
vado fuori strada e i cavalli, insomma, succede quel che succede. Dal punto di vista assicurativo? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, basta avere un po' di facilità nel recuperare i documenti che noi oggi vi diamo, però la responsabilità, l'estensione dei danni da cavalli è limitata e non è possibile in quel caso lì dimostrare effettivamente che ci sia una responsabilità del proprietario del cavallo. Quindi la casistica è quella descritta e si parla di allenamenti, corsi, esercitazioni, avviamento allo sport, battesimo della sella, concorsi, gare, manifestazioni, eccetera, e i trasferimenti effettuati con i mezzi idonei al trasporto nel rispetto delle norme comuni e sportive. Quindi, tradotto in senso pratico, se lei riesce a dimostrare effettivamente questo nesso causale, e nell'esempio che ha fatto lei non è facilissimo, si potrebbe teoricamente farlo rientrare. Il problema è in termini pratici come dimostrare una cosa del genere. Nell'ipotesi invece che è capitata, mi è capitata, in cui un cavallo ha dato un calcio a un van e quindi a un trasportatore per conto terzi, tra l'altro, giustamente la responsabilità è del proprietario del cavallo, quel cavallo è assicurato per i danni verso i terzi e in termini probatori è stato molto facile con, diciamo così, la documentazione di trasporto andare a dimostrare il morso. Quando poi viene un perito a verificare, in linea teorica è più difficile, in linea pratica è più difficile, però teoricamente andando a leggere come ho fatto adesso, ritrovando, perché la polizza per fortuna è abbastanza breve, quindi teoricamente sì, in senso pratico è un po' più complicato, però non è da escludere, è solo un po' più complicato. Invece il danno del calcio in campo prova, con gli steward in campo, con i vari giudici, con tanti testimoni, che ovviamente in un van trasporto cavalli ci sono i cavalli e le telecamere, ma che non registrano. Però è vero anche che se nella fattispecie quell'evento è stato visto o se è veramente facilmente riconducibile ad un morso piuttosto che ad una lesione, diciamo che il suo esempio presta il fianco a molte obiezioni che potrebbe fare un perito dell'assicurazione. Invece volevo cogliere l'occasione per fare chiarezza su un punto. La domanda del Cavaliere Carli è una domanda che mi è stata fatta spesso, e cioè il minore che non è proprietario del cavallo perché il cavallo è intestato. Allora, preliminarmente dobbiamo fare chiarezza su cosa si intende per proprietà del cavallo. Proprietà del cavallo non è la proprietà che risulta nella banca dati della FIS da un punto di vista giuridico. I documenti che determinano la proprietà dei cavalli nel nostro ordinamento sono due: il passaporto APA o il passaporto MIPAF, non c'è altro. Quello che andiamo noi ad inserire nella banca dati della FISE è una proprietà virtuale di tipo sportivo. Quindi quando l'agente accertatore mi ferma e chiede di sapere la proprietà del cavallo, non è che io gli posso portare la proprietà risultante dalla banca dati della FISE, perché quello è un dato che non è soggetto ad essere variato obbligatoriamente nel momento in cui faccio il passaggio di proprietà. Tornando alla domanda, A, è possibile intestare il cavallo al minorenne, sia presso l'APA sia presso il MIPAF. B, la proprietà automatica che determina il tesseramento, la proprietà che determina il tesseramento automatico, come dice giustamente il consigliere Artori, è vero, ma fino a quando non avviene un passaggio di proprietà del quel cavallo. E poi, se avviene il passaggio di proprietà, quel passaggio di proprietà tutti sanno che in teoria va registrato anche in FISE, ma molti sanno che non si è obbligati a farlo. Ai fini assicurativi fa la differenza. Quindi delle due l'una: o registrate il passaggio di proprietà e, come ha giustamente indicato il consigliere Artioli, acquisite d'ufficio lo status di tesserato in quanto proprietario sportivo del cavallo, oppure non avete alternativa che tesserare il proprietario del cavallo, sia esso lo zio, il nonno, il nipote, il parente. Questa è una precisazione molto importante, perché ho visto tantissimi sinistri non essere indennizzati perché
a una proprietà sportiva virtuale non corrispondeva alla realtà effettiva come da passaporto riconosciuto a livello normativo. Quindi dovete registrare i passaggi di proprietà anche presso la FISE, così da usufruire e beneficiare del tesseramento automatico giustamente e correttamente indicato da Ettore. Sì, il proprietario, allora, il cavaliere che prende in carico questo cavallo, se è un cavaliere moderno e al passo coi tempi e soprattutto che non vuol rischiare, andrà a verificare che la proprietà formale di quel cavallo corrisponda ad un tesserato FISE. A quel punto, se quel cavallo calcia in qualsiasi situazione o crea dei danni ai terzi, con la possibilità, per riportarci all'esempio, di avere la prova del nesso causale, a quel punto quell'evento è coperto dall'assicurazione. Diversamente, se il proprietario di quel cavallo lì è un soggetto non tesserato e magari il cavallo è stato di proprietà di un tesserato ma poi ha passato di proprietà e non è stato registrato e non opera il tesseramento automatico con la proprietà sportiva del cavallo, quel cavallo è scoperto da assicurazione. Scusa, ti pregherei di fare le domande solo prima di avere il microfono, se no uno non ci sentono in streaming e due non sentono i colleghi. Posso? Mi scusi, in tema di RC terzi sarebbe opportuno chiarire chi sono i terzi fra loro. Mi viene in testa una ripresa con degli allievi, sono sicuramente terzi fra loro, oppure una ripresa fra tesserati frequentatori del circolo. Sono sicuramente terzi, perché in certi casi ho visto qualche polizza, forse non la Gruppa Ma, che non considerava gli allievi terzi fra loro. Sulla polizza, qui innanzitutto dobbiamo capire a quale tipo di ramo lei fa riferimento. Se parliamo della responsabilità del proprietario del cavallo, che è l'argomento più recente, in quel caso l'unico soggetto che non è considerato terzo è il soggetto che ha cavallo. No, mi riferivo a danni causati dall'allievo in sella a un cavallo della scuola che crea dei danni a un altro allievo, ad esempio. Quindi è la responsabilità del cavallo che dà un calcio, per esempio, ad sì, magari per un difetto di comportamento dell'allievo può essere anche questo ricondotto. Vabbè, diciamo che nella casistica, nell'esempio che fa lei, io lo inquadrerei come responsabilità del proprietario del cavallo, perché se ipotizziamo il classico esempio che può essere riportato sia ad una lezione di equitazione sia ad un campo prova sportivo, quindi una competizione vera e propria, assolutamente l'ipotesi del calcio dato in campo prova o durante la lezione o che causa la caduta di un ragazzino, quello può essere assolutamente ipotizzato nel caso in cui si faccia un danno alle cose di terzi, quindi se il danno è al cavallo dell'altro allievo, allora vige la garanzia dell'estensione per responsabilità del proprietario del cavallo ed è coperto e sicuramente considerato terzo. Non lo è invece colui che sta a cavallo, quel cavaliere. Ovviamente nel caso in cui il danno causato non è un danno ad una cosa ma è la caduta dell'altro allievo, quello rientra nella copertura infortuni che non ha nessun tipo di esenzione per questa dinamica che lei mi ripropone, che a questo punto, se vogliamo dormire tutti più tranquilli nella nostra qualifica di istruttori o di presidenti del centro ippico, come ha sottolineato il consigliere Artori, la polizza integrativa è una follia non farlo, perché oltre all'aumento del massimale, che attenzione, l'aumento del massimale comporta, e questo è un facile calcolo matematico, un aumento anche del valore di ogni punto percentuale, quindi io vado ad abbassare al 3%, quindi già l'istruttore o il presidente del circolo cosa rischia di una caduta grave? Il 3%, che è quello che rimane scoperto. E in ogni caso quei punti di invalidità permanente, il danno biologico, non valgono più 800 euro, ma valgono 2000 euro, con 50 euro l'anno, in uno sport dove purtroppo, ahimè, sappiamo che i costi sono ancora dei costi abbastanza alti e quindi 50 euro per la serenità e la tranquillità vanno assolutamente, non dico consigliati, ma qualcosina di più. Allora abbassiamo la quota sociale e stiamo più tranquilli, perché ricordatevi che l'allievo che cade
e ottiene un buon risarcimento, difficilmente si andrà a rivalere sull'istruttore o sul presidente dell'SD. Quindi quei 50 euro, i primi beneficiari di quella spesa siete voi, istruttori e gestori del centro. Ultima novità di questa assicurazione, non voglio entrare in questioni tecniche, ma le novità importanti queste le dovete sapere, perché quando si critica tutti sono bravi, quando si elogia magari qualcuno gli sfugge. Altra novità importante, all'articolo 55 il cumulo di indennizzo, che per me che faccio la professione che faccio è stato subito una cosa che ho notato, e cioè, esempio, torniamo all'esempio dell'allievo che cade, polizza integrativa, prende un buon risarcimento danni, ma purtroppo ahimè non è sufficiente, richiede ulteriori rimborsi, ulteriori soldi all'istruttore oppure al presidente del circolo come ente organizzatore. Ebbene, in passato quella era una cosa che una volta che era stato fatto l'indennizzo dell'infortunio era finito lì, la compagnia aveva finito, è un infortunio, t'ho pagato, pochi o tanti io t'ho pagato. Invece oggi l'infortunato che non si accontenta, consentitemi il termine, può fare un'altra azione di responsabilità civile, se ci sono i presupposti chiaramente, nei confronti della SD. A quel punto la SD, con questa nuova norma che è l'articolo 55, può riattivare la copertura assicurativa per vedersi, diciamo così, esonerata dall'indennizzo. Quindi alla fine per quello stesso evento ci sono due voci che vengono liquidate potenzialmente l'assicurazione, la prima a titolo di infortunio, la seconda se c'è una richiesta di risarcimento danni a titolo di risarcimento, e in quel caso chiaramente i 30 giorni che decorrono per la denuncia dell'infortunio, che quando c'è un infortunio decorrono dall'evento, è facile, decorreranno dal giorno in cui l'associazione sportiva riceve una richiesta di risarcimento danni, che può avvenire al massimo entro 5 anni dall'evento. Quindi queste sono le novità che dobbiamo tenere bene a mente e che hanno dato un grande valore aggiunto a questa polizza, che se in passato era vista con scetticismo perché c'erano state troppe esperienze negative, oggi va vista come una buona polizza. Però la polizza integrativa, quella è una spesa assolutamente sì, che va fatta. Poi le casistiche davvero sono tante ed è complicato sia per me che per Ettore convogliarle tutte in un unico intervento. Quello che magari ipotizziamo di poter fare in futuro è anche qui creare una serie di indicazioni che vanno oltre a quello che è di facile comprensione per l'utente medio, per dare qualche canale in più per aiutarvi appunto nell'applicazione di quella che è una polizza che è molto molto di sintesi e che perciò su alcuni punti ha bisogno di una interpretazione che, quando sarà necessario, io e Ettore coinvolgeremo anche il broker e la compagnia per colmare qualche lacuna che via via stiamo prendendo nota, insomma, anche grazie alle vostre domande e ai vostri interventi. Una piccola precisazione, perché devo correggere quella che è la risposta che ho dato prima, perché per quanto riguarda la validità della copertura assicurativa è per il contraente FISE che parte dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione. Invece, rispondendo alla domanda, la risposta corretta è immediatamente, quindi dal momento in cui attivo la polizza. Io avevo fatto riferimento a quella che era la copertura globale della FISE che parte alle ore 24, quindi mi perdoni se c'è stato questo piccolo diciamo così incompressione. Assolutamente, quindi parliamo di rinnovo passaporto del cavallo e rinnovo della patente. Dal momento in cui viene fatto il click del pagamento, quella la copertura è immediata, quindi rettifico la risposta data prima con questa che è quella corretta dopo aver verificato. Altra cosa è quella del contraente che interessa la FISE e non interessa a noi come tesserati. Quindi io darei seguito alle domande, se ce ne sono ancora. Sì, in caso di trasporto di cavallo ad uso familiare, cioè van intestato ad un componente della famiglia così come il cavallo intestato ad un componente della stessa famiglia, è comunque opportuno avere l'allegato H?
Allora, assolutamente sì, perché l'allegato H non è un requisito che attiene all'essere quel trasporto fatto in un ambito familiare, quello è un requisito sanitario che va tenuto anche se si trasporta un solo cavallo di proprietà esclusiva del proprietario del trailer monoposto, quindi quello è una cosa sanitaria, quindi dobbiamo dividere, no? Prima abbiamo diviso in due grosse categorie, il trasporto merci, codice della strada e legge del 74, e questo invece è un requisito sanitario, quindi la risposta è serve assolutamente. Le serve il microfono, sennò... Allora, una domanda per quanto riguarda l'RC dell'istruttore. Quella che abbiamo visto è una garanzia già compresa nella quota pagata dall'istruttore o va fatta integrativamente? Allora, questa è automatica nel momento in cui viene rinnovata la posizione dell'istruttore che ha una quota ulteriore rispetto a quella del rinnovo della patente, o in alcuni casi è compresa in essa, e quindi è automatica. Altra cosa è l'integrativa istruttori. Ecco, si può fare? Si può fare, ovviamente anche in questo caso c'è da fare un versamento in più, a dire il vero in questo caso un po' più consistente, devo riconoscerlo, perché parliamo di 400 euro. Allora vi dico in tutta sincerità, cerco di dare qualche consiglio pratico basato sull'esperienza. Nel momento in cui l'istruttore opera all'interno della propria ASD e con la buona consapevolezza che i propri allievi abbiano tutti attivato la polizza integrativa di tipo B, beh, io mi sento dire che i 400 euro li può risparmiare, anche perché c'è da fare una distinzione, che la polizza automatica per gli istruttori, nel momento in cui quell'istruttore esercita all'interno della propria ASD, e questo deve risultare dall'organigramma in cui lui risulta appunto istruttore di riferimento, la franchigia è una franchigia bassissima di 150 euro. Se opera al di fuori della propria SD di riferimento abbiamo una franchigia molto alta di 6.000 euro, quindi a quel punto se l'istruttore è un istruttore che va in più posti a fare lezione non può avere la certezza che effettivamente tutti i suoi allievi che seguono i vari centri siano in possesso di una polizza integrativa, allora quei 400 euro sono ben spesi, anche perché andiamo ad abbassare da 6.000 euro a 150 euro la franchigia anche nel caso di operatività al di fuori della propria SD. Ma a questo non si può ovviare facendo in modo che l'istruttore sia nelle griglie di tutte le associazioni nelle quali va ad esercitare, o non è possibile? Allora, partiamo da un presupposto che nella precedente polizza la RC responsabilità civile non esisteva, quindi questa è una novità assoluta che deve essere veramente tenuta in buon conto e apprezzata. Ora, il discorso di ampliare, diciamo che non è questo il momento per poterlo valutare, ma sicuramente è una cosa di cui prendiamo nota, quindi la sua indicazione è quella di dire ampliamo la possibilità dell'istruttore di operare in più centri e facciamo rientrare. In realtà penso che proprio perché è una novità ed è un rischio abbastanza elevato quello dell'istruttore, quindi già quello che si è ottenuto, le dico la verità, credo che sia piuttosto importante. Sì, però adesso non è la mia materia di competenza specifica, però credo che un istruttore abbia un numero massimo di centri ippici dove poter, diciamo così, dare la propria disponibilità come istruttore di riferimento. Se così non fosse... E di riferimento parla la polizia. No, ok, la variante sì, però oggi non è così. Io ho capito quello che dice lei con l'aiuto anche del consigliere Artioli. Lei dice anziché di riferimento, purché rientri nella... ma cambia tutto per la compagnia assicurativa. Io ho capito, ma a livello di valori di rischio... Quindi diciamo ad oggi un istruttore può esercitare, diciamo, solo in una SD? No. Io le ho detto che per poter usufruire di una franchigia molto bassa di 150 euro, quell'istruttore deve essere l'istruttore di riferimento di quella SD.
Quindi se succede un sinistro a quell'istruttore per responsabilità civile e professionale, l'assicurazione, purché avvenga all'interno dell'attività svolta in quella SD in cui è istruttore di riferimento, opera una franchigia sul danno di 150 euro. No, quindi mi danno spieghi cosa vuol dire essere istruttore di riferimento? Cioè essere nella griglia? No, no. Quello che mette la firma? Esatto. Detto volgarmente, quello che mette la firma è l'istruttore di riferimento. Che quindi quello ha delle limitazioni. La compagnia Ho capito, okay. si è tarata su questo tipo di presunzione, che siccome lo può fare in un numero limitato e che probabilmente in quel contesto si opera con un minor margine di rischio, lì la franchigia è di 150 euro. Quindi, ritornando al consiglio pratico, se l'istruttore, oltre a essere istruttore di riferimento della propria SD, è un istruttore molto gettonato e va in altri 4-5 centri ippici pur non essendo di riferimento, ma fa legittimamente la propria attività e risulta in griglia perché quello è doveroso, a quel punto il consiglio è di attivare quella integrativa, perché ne vale la pena. Se invece l'istruttore esercita solo nelle SD di riferimento, a quel punto la franchigia è molto bassa e sta più tranquillo. Se in più riesce anche a monitorare che i propri allievi abbiano aderito alla polizza integrativa B, allora lì il margine di rischio è veramente nullo. Ok. L'istruttore che non è di riferimento, cioè nel circolo c'è l'istruttore di riferimento che è quello che ha il titolo maggiore, diciamo, però ci sono anche degli altri istruttori, degli OTB, eccetera, eccetera. Questi che franchigie hanno? Di 150 o dei 6.000? Non essendo quello di riferimento. Allora, provo a leggere velocemente, con il rischio di leggere solo alcuni aspetti. La responsabilità civile professionale copre istruttori, tecnici, allenatori, tesserati FISE e poi altro gruppo, ufficiali di gara, direttori e assistenti direttori di campo, progettisti di percorso, costruttori di percorsi, segretari di concorso o gara o giuria o segretari speaker tesserati FISE. L'assicurazione copre in quanto istruttori con un massimale di indennizzo per 500.000 euro e entra in campo il ragionamento che faceva l'avvocato Scianaro, con una differente franchigia che secondo che siano allievi del circolo dove tu operi o meno. Quindi io mi sentirei di dire che tutto sommato, se si è nella griglia, poi magari chiediamo all'avvocato Scianaro di fare un approfondimento successivo e di dare magari un'informativa. A voi. I dubbi che voi riportate in alcuni casi possono trovare una risposta immediata dalla lettura della polizza. Purtroppo in altri casi, e io qui ho una lista, debbono essere necessariamente integrati facendo un quesito al broker assicurativo. Sicuramente questo potrebbe essere un quesito da porre, perché andando a leggere la lettera si parla: in caso di sinistro riferito a fatto riconducibile ad attività svolta dagli istruttori di riferimento dell'ente affiliato o aggregato, la franchigia deve intendersi pari a 150 euro. È ovvio, io lo dico francamente, se io dovessi fare l'attività dell'avvocato e dover sostenere la tesi favorevole a quell'istruttore, non avrei problemi a dire: per me questa definizione può tranquillamente essere equipollente all'inserimento nella griglia. Ora però, se vogliamo dare degli input chiari, sicuri e non, tra virgolette, rischiare di travisare quella che è un'interpretazione, perché in virtù della novità di una sezione che prima non c'era, chiaramente i criteri applicativi vanno piano piano aggiustati, il tiro. Quindi oggi io le dico: sicuramente l'istruttore di riferimento del centro ci rientra. Se l'essere inserito nella griglia, che è una cosa diversa, può essere considerato come riferimento ai fini assicurativi, questo potrebbe essere un buon quesito da porre al broker e da mettere poi in un'ottica, diciamo così, di dare un servizio dinamico anche in un elenco delle domande vostre e nostre al broker, con di seguito le risposte, un po' come abbiamo fatto nel trasporto. Quindi questo è un po' anche il senso della
partecipazione e di questo buonissimo spunto di riferimento colloquiale che abbiamo in questa sede e nelle prossime sedi. Quindi io di questa per esempio ne prendo nota in maniera tale da mandare una mail con vari argomenti al broker assicurativo e poi ne lasceremo traccia sul sito federale. Molto bene, grazie. Un'altra domanda, se possibile, invece sul foglio rosa. Sì. Cioè il modello elettronico lì, no? Allora, da che mi risulta, la mia ASL non sa che cavalli ho io nel mio maneggio, nella mia scuderia, per cui non avendo una banca dati alla quale attingere, io non posso fare il foglio rosa elettronico e quindi devo farlo manualmente ogni volta. Allora, questo... In altre realtà è diverso? Diciamo che ci sono delle realtà più al passo coi tempi, in cui funziona tutto molto bene. Io provengo da una di quelle realtà, stando in Umbria abbiamo un'APA che funziona benissimo nella predisposizione del modello 4, però quello che lei oggi mi riporta oggi non è più sostenibile. Le spiego perché. Perché tecnicamente oggi voi sareste potenzialmente autonomi nella predisposizione del modello 4, quindi non esiste più, diciamo, questa attenuante dovuta all'imperizia e alla negligenza della pubblica amministrazione, APA, ASL eccetera, perché andando sempre nella solita pagina del sito FISE SOS Trasporti, tra i vari allegati ce n'è uno, l'importanza del modello 4. Alla fine ci sono i riferimenti, numero di telefono da fisso o da mobile, dove le rispondono veramente degli operatori molto bravi, preparati e disponibilissimi, che la guidano passo per passo. Ma quello del Ministero? Sì. Sì. Io a suo tempo ho chiamato, mi hanno detto è cambiato molto, è cambiato molto. Le parlo di novità che sono in atto da meno di un mese, di cui ho potuto io stesso beneficiare come utente. Quindi diciamo che noi possiamo attivarci con la lei con può la ASL scavalcare, per aggiornare, sì. Per aggiornare il titolo. Sì. L'unica cosa che dovrà fare a termine di quest'iter sarà quello di sganciare la delega che lei ha dato alla sua ASL per poter essere autonomo e predisporre. Guarda, è un file unico in cui è spiegato e alla fine ci sono i riferimenti, un numero di telefono. Io l'ho presso fatto. S Trasporti? Sì. C'è un file sotto, questo è il file e l'importanza del modello 4, è un PDF allegato tra 4 o 5 di quelli che sono pubblicati, e alla fine c'è un numero, una sorta di numero verde in cui con gli orari e tutto quanto precisato, in cui lei potrà avere tutto il supporto. Certo, glielo dico, mezza giornata tra tutto ce la deve dedicare, perché poi dovrà optare per un dispositivo che è o un lettore smart per tessera sanitaria o per carta dei servizi della Camera di Commercio, oppure se vuole elettronica, no? Bravissimo, è lo stesso. Sì, ma io a suo tempo, quando è venuta fuori questa legge, mi sono adeguato, lo so, lei probabilmente, però quando ho contattato il Ministero mi hanno detto non sono aggiornati, per erano indietro. Oggi diciamo che è diventata un'attività di routine che le darà la soddisfazione di rendersi autonomo nella predisposizione del modello 4 e quindi di carico e scarico degli equidi all'interno del suo codice aziendale. Perfetto, ancora una se possibile. Trasporti. Sì. Cioè il camion è dell'associazione, quindi intestato all'associazione, ci sono 4 soci che vogliono andare a fare una passeggiata, quindi mi dicono andiamo sulle pianezze. Sì. O sui colli asolani eccetera, andiamo là col camion, da lì partiamo, facciamo una passeggiata e poi torniamo indietro. In quel caso lì non ho una destinazione con un codice stalla o cose di questo genere, non è un concorso, non è una prova, non è niente. Posso farlo il trasporto o no? Sì, domanda che mi ha fatto un suo collega durante la pausa e rispondo volentieri, perché nello scorso convegno abbiamo avuto l'opportunità di avere l'ingegnere che ha redatto il software, che ha studiato il software per la predisposizione del modello 4 e che ci ha fatto notare, perché io non ci avevo fatto caso perché non è una mia esigenza, sono sincero, che esiste una nuova casella, nuova rispetto a quando lei probabilmente ha avuto quei problemi, in cui è indicato escursione competizione all'aperto, cioè è una destinazione senza codice aziendale. Okay. L'accorgimento che magari può essere opportuno è che nella parte dedicata all'andata comunque indicare il rientro presunto da questa escursione, quindi risolto anche questo problema. Perfetto. Va bene, grazie. Prego. Buongiorno, volevo chiedere gentilmente se fosse possibile, per agevolare la possibilità dell'integrativa, della circolazione integrativa,
fare un qualcosa di più semplice anziché mandare bonifici eccetera, cioè quando tessero mettere una spunta aderisce all'integrativa A o B eccetera, cioè sarebbe più semplice e posso verificare quale tesserato ha aderito. Grazie. Solo per praticità. Ovviamente questa è un'esigenza reale che crea qualche volta qualche difficoltà, perché solitamente i tesserati sono abituati ad avere l'ASD che pensa a tutto, però l'ASD quando deve fare un pagamento utilizzando la PostePay o la carta dell'ASD è facilitata. Se invece deve prima raccogliere il bonifico fatto dal privato, poi farsi mandare, è un problema reale che effettivamente potremmo con Ettore pensare di proporre al broker. Assolutamente degna di nota questa segnalazione. Grazie. Grazie a lei. Prossima domanda? Domande? Sì, un attimo solo. Grazie. Io volevo un chiarimento riguardo al modello EAS, in quanto abbiamo chiesto sia a FISA Roma che qui in Veneto delucidazioni, abbiamo avuto risposte diverse. Nel caso nel consiglio direttivo di un'associazione cambia un socio, non il presidente, però cambia un consigliere o due. Bisogna rifarlo il modello EAS o no? Sì. Non è un elemento essenziale quello, comunque viene precisato che tutto quello che strutturalmente non va a essere modificato a livello dell'associazione materialmente non serve a ripresentare il modello EAS. Ok, grazie. Posso solo suggerire però di farlo entro l'anno, poiché siccome in fase di rinnovo dell'affiliazione è obbligatorio fare la scansione dell'assemblea che abbia eletto o modificato, integrando o cooptando qualcuno nel consiglio direttivo per il rinnovo dell'anno successivo, quindi siccome a inizio d'anno fra le autodichiarazioni che fa il Presidente sono quello che il consiglio direttivo è immodificato, se è modificato conviene avere già fatta la scansione, quindi non per finalità connesse alla gestione fiscale, ma per poter entro il termine per la riaffiliazione avere già fatto questo lavoro. Sempre in merito al modello EAS, visto che è stato oggetto anche di trattazione, non è che l'assenza, all'inizio si diceva l'assenza del modello EAS fa perdere tutti i requisiti, vi ricordate, relativi alle eventuali agevolazioni. Beh, è stato precisato che qualora ci sia la sanatoria del modello EAS è evidente che non si va a perdere tutti i requisiti, ma dal momento in cui viene sanato si acquisisce tutti i benefici inerenti. La domanda è utile a ricordare qualcosa. Noi fino all'anno scorso, noi FISE, non noi persone fisiche, abbiamo gestito le affiliazioni come qualche cosa che consideriamo interno a noi e al rapporto fra noi affiliati e il CONI. Dal 1° gennaio 2018 il registro degli affiliati è tenuto dal CONI di intesa con l'Agenzia delle Entrate, che è una maniera molto elegante per dire che è tenuta dall'Agenzia delle Entrate. Quindi di fatto il registro degli affiliati diventa a tutti gli effetti qualcosa di analogo a quello che è per le società e l'iscrizione in Camera di Commercio. Per cui tutte le raccomandazioni che il dottore Ponzato ci ha fatto nel suo intervento relativamente ai, fra virgolette, vantaggi o comunque diritti delle associazioni sportive o dell'SSD valgono in quanto tu sei iscritto a un pubblico registro che non è la Camera di Commercio, ma in questo caso è l'elenco degli affiliati al CONI. Ogni qualvolta inseriamo un dato nel registro degli affiliati stiamo lavorando con l'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2018. Ecco perché al di là della simpatia non condivisibile che manifesta Roberto Cardona per l'eccesso di dati che ci chiedono, anche noi non siamo contenti di caricare le maschere FISE sempre più di dati da richiedere, però ci obbligano, perché la funzione di tenuta del registro degli affiliati e del registro dei tesserati
è una funzione pubblica, quindi rispondiamo esattamente alle direttive che ci arrivano dal CONI, ma che in realtà anche il CONI subisce dall'Agenzia delle Entrate, e andremo sempre più verso un sistema in cui i dati verranno immediatamente confrontati, oggi quelli degli affiliati ma domani quelli con i tesserati, con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Non siamo noi a esasperarvi, è il CONI, o meglio la legge che esaspera il CONI che esaspera noi, ne faremmo volentieri a meno. Buonasera, volevo un chiarimento sul trasporto tramite trailer. Una figlia e un'amica con il cavallo nel trailer, debbo darlo incomodato al centro ippico per trasportare questi 2 cavalli o ho un'alternativa? Allora, quindi ripercorriamo un attimo, il trailer è il suo, persona fisica, lei Sì. ci vuol portare al concorso il cavallo di sua figlia e di un'amica di sua figlia. Sì. Allora, apriamo un argomento interessante che è il cosiddetto trasporto di cortesia, che è una accezione utilizzata in vari circolari eccetera, ma che giuridicamente non esiste. Ora, però, io sono solito andare a fondo anche sulle motivazioni. Questo trasporto qui lo sa perché viene definito in questo modo, familiare, amicale eccetera? Per una questione dei prassi degli agenti accertatori. Ora, io le dovrei dire, applicando alla lettera la norma, che quel tipo di trasporto lei lo può eseguire soltanto con merce sua, e che, considerato che probabilmente sua figlia appartiene comunque al suo nucleo familiare, assolutamente posso dirle che in quanto sua familiare convivente, rientrante nel suo stato di famiglia, non ci sono problemi e nessuno la sanzionerà. Diversa cosa è il cavallo dell'amica, perché qui, se l'agente accertatore applicasse alla lettera la normativa di riferimento, che in quanto trailer è il codice della strada, l'articolo 82, allora potrebbe ipoteticamente sanzionarla. Dov'è che a quel punto può avere rilevanza la presenza nel veicolo della proprietaria del cavallo, nel suo caso dell'amica di sua figlia? Nel momento in cui in realtà il codice della strada sanziona questo tipo di trasporto quando viene svolto a titolo oneroso. Ora, è difficile per l'agente accertatore dimostrare che lei quel trasporto lo stia facendo a titolo oneroso, perché un conto è se lei mi fa un viaggio con 7 cavalli, con 7 proprietari diversi, e allora lì si fa fatica a convincere l'accertatore che è un tipo di trasporto a titolo gratuito, ma la presenza del proprietario nel veicolo è per l'agente accertatore un indizio di gratuità di quel trasporto, quindi non è una regola scritta da nessuna parte, è semplicemente una prassi applicata dagli agenti accertatori per dire: ma come lo consideriamo questo? Sicuramente a titolo gratuito o sicuramente a pagamento? Quindi nella fattispecie da lei descritta, a rigore le dovrei dire meglio non trasportarlo. Per esperienza pratica un tipo di trasporto del genere non l'ho mai visto sanzionare, quindi con il margine di rischio minimo possiamo dire che lei è tranquillo. Le potrei consigliare di formalizzare quel trasporto occasionale a titolo gratuito con un documento scritto avente data certa, però le dico la verità: se lei ha a bordo del veicolo l'amica di sua figlia è superfluo, sarebbe un qualcosa in più che se uno vuole lo fa, ma l'agente accertatore, diciamo che l'input è quello, che la presenza è sinonimo di gratuità e di non sanzione. Questo per i veicoli sotto le 6 tonnellate, lo ribadisco. Sì. Patente B. Un chiarimento Vi posso solo salutare perché devo andare via, vi ringrazio per avermi ospitato, grazie. Vi ringrazio anche per il vostro contributo che avete dato, perché come vedete tanti quesiti sono stimolo per ulteriori riflessioni, quindi grazie veramente di cuore e grazie a te Clara. Un'altra precisazione, mi ricollego a un intervento fatto precedentemente. Anche noi l'assicurazione che abbiamo stipulato dà gli iscritti come non terzi. C'è un
C'è un codice, c'è un qualcosa che ci può dire che l'assicurazione sta sbagliando, oppure dobbiamo accettare e basta? Quel tipo di assicurazione è così, perché un centro ippico che beneficia di una polizza, diciamo così, normale, che non è quella della FISE, è così, perché quello è considerato un rischio che la compagnia non vuole assumersi, ed è il motivo per cui esiste all'interno della polizza, questa della FISE, anche una parte poco, diciamo così, conosciuta, del cui studio ci occupiamo io e il consigliere Artioli, e anche su questa potremo rispondere ai quesiti e illustrarvela, magari anche utilizzando il nostro sito, che è appunto quella della responsabilità civile gestioni impianti. Beh, questa è poco conosciuta, però leggendola, e sono veramente 2 pagine, perché praticamente sono dagli articoli 65 al 72, e quella secondo me è una valida alternativa, perché sostanzialmente va a coprire tutti quelli che sono i danni insiti nell'esercizio dell'attività dell'ente tesserato, dell'ente affiliato aggregato. Quindi, andandolo a leggere, questo, tra tutte le zone, diciamo così, poco battute della polizza FISE, questa attenzione che non va sottovalutata, la dobbiamo studiare noi come vostri referenti, ma va applicata. Quindi andiamo a vedere per esempio i danni da incendio, i danni da cose in custodia. C'è un articolo, che è l'articolo 71, che parla di garanzia, che comprende il rischio della proprietà. Quindi, come vede, abbiamo degli strumenti per colmare quello che magari altre compagnie non tarate sul nostro settore, che quindi non hanno come contraente, perché la nostra compagnia ha come contraente la FISE. Noi siamo assicurati di riflesso, quindi beneficiamo per una sola adesione a un'attività sportiva. Quindi la dobbiamo tutti valorizzare maggiormente. Adesso noi, diciamo così, come operatori tecnici, e il Presidente sicuramente cercherà di valorizzarlo, come già sta facendo, e questi interventi ne sono prova, perché noi prendiamo nota, ci segniamo tutto quanto, quelli che possono essere delle correzioni, delle migliori interpretazioni delle clausole, che io stesso, ci sono alcune clausole che nonostante la mia professione faccio fatica ad interpretare. Sono tutte segnate qui, abbiamo un broker che ha interesse a rispondere, perché deve necessariamente dare delle risposte al contraente FISE, perché insomma parliamo anche di un contratto importante per qualsiasi compagnia, e quindi ecco, da qui al futuro spero di potervi dare degli input più precisi insieme al consigliere Ettore Artioli, che ha studiato questa materia, e abbiamo insieme verificato che ci sono qualche cosa da chiarire, e lo faremo in tempi brevi. Però oggi vi riporto quello che ha già anticipato il consigliere. Abbiamo uno strumento valido, quindi non andiamo a cercare con altre polizze quello che già abbiamo, perché magari non ci abbiamo perso neanche qualche minuto di tempo a stamparlo, perché in passato, Ettore, correggimi se sbaglio, c'erano vari file con le condizioni generali, perché il sinistro aveva delle condizioni generali, l'RC ci aveva altre. Adesso abbiamo un unico documento di una trentina di pagine, quindi voglio dire, anche tra una pausa lavorativa e l'altra, anche un istruttore può prenderne visione e iniziare a segnarsi qualche cosa per dire: ah cavoli, ma sto evento, cioè vi faccio un esempio, morso di un cane all'interno del maneggio, secondo voi rientra nella copertura infortuni? Ve lo dice chi non lo sapeva bene, però rientra il morso del cane, anche il morso di un ragno, sezione infortuni. No, non c'è specificato. Cane. Teoricamente può essere pure un cane randagio che è entrato all'interno del centro ippico, da un morso a un socio del centro ippico, polizza sezione infortuni. Quindi, certamente, quindi ci sono, davvero, adesso può sembrare una cosa banale, però vi esorto, perché tempo fa erano tanti documenti da leggere e devo dire diventava noioso, perché adesso abbiamo una polizza di 30 pagine che, se togliamo le varie interruzioni di pagina, saranno 25 pagine, e scoprirete che se voi vi iscrivete in palestra
perché magari dovete potenziare gli adduttori perché avete avuto uno strappo muscolare andando a cavallo e vi fate male in palestra e siete in grado di rapportare quell'attività fisica con la preparazione atletica per lo sport equestre, siete risarciti dalla polizza infortuni. Quindi adesso noi vi daremo una mano assolutamente, però anche voi non vi impigrite, leggetela, magari scoprirete dei punti interessanti che oggi ignorate e che anche il sottoscritto per un po' di tempo ha ignorato. Adesso con il coinvolgimento del presidente e dei consiglieri lo sto approfondendo anch'io e metto al servizio quel taglio tecnico professionale che magari può servire per dare qualche consiglio in più, null'altro, però prendo atto di quelle che sono le vostre domande, quindi fate le domande che sono assolutamente positive per noi. Io mi ragganciavo alla domanda che ha fatto il signore prima sul trasporto della figlia con l'amica. Sì. Diceva che deve essere in macchina. Io, se non ricordo male, sulla normativa diceva anche dietro, che arriva dopo 10 minuti, cioè comunque come ho premesso prima per rispondere alla domanda, non c'è una regola scritta, è solo una regola di opportunità, che sono dei criteri guida per l'agente accertatore, quindi sono più regole per l'agente accertatore. Ripeto, se dovessi rispondere con certezza dovrei dirvi non è consentito, perché anche in quel caso il trasporto deve essere un trasporto in conto proprio e per definizione è in conto proprio quello esercitato con merce propria, quindi anche il cavallo dell'amica della figlia non può essere trasportato. Però vi ho anche detto che sulla base dell'esperienza in questo settore, in questo specifico settore, non è quella una situazione a rischio, purché ci sia qualche documento o qualche indizio che vada a provare o quantomeno dare indizi di gratuità, e per loro la presenza però non è estremamente indispensabile. Quindi prima ho fatto l'esempio, dico, uno può anche fare un piccolo accordo scritto in cui si dice che a titolo di cortesia, eccezionalmente, stante l'assenza di trasportatori reperibili per questo fine settimana, lo porto a titolo gratuito, data certa. Quello può essere equivalente e sostituire la presenza a bordo. Ho voluto dire la presenza a bordo perché era un requisito che era citato in una precedente circolare e vi volevo dire il perché solo di prassi tecnica degli agenti accertatori, ma non c'è scritto da nessuna parte. Grazie. Prego. No, mi collego un attimo, visto il rischio di andare a valori normali, e quindi i valori normali nel comune mercato porta inevitabilmente a crearsi dei danni enormi. Quindi delibera anche per questo, per limitare i danni, e l'eventuale perdita di requisito nel caso di accertamento sappiate che questo me lo considereranno commerciale con tutti gli annessi e connessi. Una domanda. Il centro, quando porta gli allievi fuori, metterà l'iscrizione, il box e il costo e il rimborso del trasporto. Quindi certo, prego, questo è il mio appunto. Questa è una domanda delle 100 pistole, no? Come si diceva una volta. Cioè, noi possiamo mettere tutto all'interno di un contesto, il problema sarà quello poi di provare che quella specificità non trova una reale collocazione. Perché se è documentata? Sì, ma se abbiamo problemi di documentare le cose più semplici, io mi sto chiedendo, è una domanda che mi sto facendo, come riuscire a documentare il trasporto, il box, il trucciolo, il fieno. Con le fatture? Vabbè, se riuscite a documentarlo, l'importante è che l'ammontare delle cifre, perché è facile dirlo, poi trova residenza nei valori di bilancio. Tanti bilanci che noi abbiamo e che stiamo facendo, vediamo 200.000 euro di introiti e poi andiamo a vedere i costi, 10.000 euro. Perché? Perché gli altri hanno qualche altra natura. E allora guardate, attenzione, perché questo è un male che si trascina nel contesto dell'attività del circolo.
Comunque quando è documentata non è un problema. Sì, se è documentata, ma se non è documentata perché ci sono n motivi, non fatemi dire cose che non voglio dire in questo momento, attenzione che se noi abbiamo tutte documentate le entrate e non abbiamo tutte documentate le spese, poi quando ci troviamo alla fine a dover rendere conto a qualcuno che ci chiede, non abbiamo i documenti, non riusciamo a documentarli realmente. Non so se sono riuscito a rispondere in maniera esaustiva. A buon intenditore poche parole. Io volevo chiedere come all'intervallo il trasporto uso speciale, che differenze c'erano, perché non avevamo ancora preso in esame. E lo sapevo che sarebbe arrivata sta domanda. No, vabbè, a parte gli scherzi. L'uso speciale è una classificazione particolare che deve risultare dalla carta di circolazione. Diciamo che dà una serie di agevolazioni che noi abbiamo cercato un po' di parzialmente annullare, proprio per non creare discriminazione poi tra tipologie di veicoli, perché capite che nel momento in cui abbiamo dovuto interfacciarci con i ministeri abbiamo dovuto rendere il tutto molto omogeneo ed uniforme. Quindi, andando ad analizzare ai nostri fini che differenza c'è per quello che abbiamo detto e che dobbiamo sapere, ad oggi la differenza è una, e cioè che quello che abbiamo detto prima, ovvero che il trasferimento di un veicolo sopra le 6 tonnellate debba avvenire con contratto di usufrutto, con autentica della firma da parte del notaio, non è così per i veicoli ad uso speciale, a prescindere dalla loro portata, perché sono tipi di veicoli che possono essere ceduti, anche se superiori alle 6 tonnellate, tramite comodato gratuito, quindi è tutto più facile. Questa è la differenza ad oggi. Quindi se il privato, ipotizziamo lei, volesse dare il suo veicolo ad uso speciale trasporto 7 cavalli, quindi sicuramente sopra le 6 tonnellate, alla SD di riferimento per poi operare tutta quella modulistica che abbiamo passato prima in rassegna, sarebbe agevolato dal fatto che anziché dover fare un contratto di usufrutto e andare dal notaio, e parliamo in termini economici, a spendere all'incirca 1 migliaio di euro tra tutto, con poco meno di 50 euro fa il trasferimento dell'uso mediante comodato, annotato sulla carta di circolazione, dando una durata che riterrà opportuno, risulterà sulla carta di circolazione e quindi ai fini della normativa sul trasporto merci è a posto, con un'agevolazione notevole, che non essendo un veicolo, come lei sicuramente sa, non soggetto a licenza in conto proprio, non ci abbiamo neppure la problematica di dover andare a fare la cosiddetta voltura della licenza dal comodante al comodatario, perché non c'è una licenza. Quindi è un veicolo da quel punto di vista che beneficia di un'agevolazione. Poi per il resto vale esattamente tutto quello che abbiamo detto e visto prima. Va bene? Chi altro ha domande? Buonasera e grazie. Vai, fai la domanda. Stiamo per concludere, c'è ancora credo 1 o 2 domande e poi vi lasciamo liberi, prego. Volevo chiedere, sempre in riferimento al discorso assicurativo dei cavalli e dell'intestazione dei cavalli, mettiamo ipotesi di alcuni cavalli intestati a una società semplice. I responsabili della società semplice sono tutti tesserati. Però è una delle domande che ho appuntato da porre al broker. A stretto rigore ne dico di sì, secondo un'interpretazione. Perché io mi trovo una partita IVA sul passaporto. Sì, quindi c'ha dei cavalli intestati a una società. Ok, quindi lei vuole sapere, sono coperta dall'assicurazione
con la premessa che ha fatto, sì, in quanto il legale rappresentante di quella società è tesserato FISE e quindi giuridicamente per me rientriamo nella copertura. Però, proprio per non lasciare dubbio su cose importanti, è una delle domande che faremo al broker assicurativo e, se necessario, alla compagnia stessa, e della quale lasceremo traccia sul sito federale. Grazie. Mi dà spunto un altro aspetto, il fatto che i cavalli devono essere tesserati FISE nell'ambito della 18, così integro un attimo la questione. È importante che ci sia un documento sottostante che dimostri in qualche modo la disponibilità del cavallo al tesserato. Quindi se c'è una società, come succede spesso, di varia natura, di varia estrazione, non necessariamente la società semplice, anche di altre società, è importante che sotto ci sia un documento contrattuale in base al quale questi cavalli vengono dati al tesserato nella sua disponibilità, nella sua sfera di disponibilità, e che questo possibilmente abbia data certa. Quesiti? E allora, prima di dare la parola al Presidente Di Paola per le conclusioni, soltanto una ripetizione a valere come raccomandazione. Diceva l'avvocato Scianaro, se leggete queste 30 pagine, alcune delle quali peraltro sono tabelle, quindi in realtà sono... La polizza di assicurazione, a differenza delle polizze a cui siamo abituati quando pensiamo a un'assicurazione auto o quant'altro, non è una polizza fatta sulla base di prestampati con termini complicati e formule volutamente astruse usate dalle compagnie, ma è una polizza scritta da FISE con qualche zona d'ombra, sicuramente con qualche imprecisione, con qualcosa di migliorabile, ma una polizza scritta da FISE in un linguaggio assolutamente usuale. Quindi è una polizza che su tanti aspetti, poco fa l'avvocato citava il caso del cane, basta leggerla. Allora l'ennesimo suggerimento che io do è molto semplice, e soprattutto è molto semplice denunciare. Io per memoria ho richiamato adesso sul mio computer i moduli per le denunce. I moduli per le denunce chiedono nome e cognome del denunciante, indirizzo e roba del genere, nome e cognome, indirizzo, dati del danneggiato, 3 righe di descrizione dell'evento, 3 righe di lesioni subite, punto. Cioè non è che ci voglia, come dire, poi voglio dire, FISE non è con te solo oggi in questo convegno. Voi avete un comitato regionale che normalmente è iperattivo. Nel caso in cui ha bisogno di aiuto da Roma, sa esattamente chi lavora in comitato, tanto più la vostra Presidente sa esattamente a chi rivolgersi a Roma. Quindi insisto, ogni qualvolta succede un fatto spiacevole che pensate possa essere coperto di assicurazione, fate la denuncia o comunque chiedete al comitato aiuto. Il comitato, laddove avesse bisogno, troverà a Roma, eventualmente con l'ausilio dell'avvocato Scianaro, quel tipo di supporto che può come dire, aiutarvi nel caso specifico. Ma non lasciate nulla di intentato, perché la copertura assicurativa è veramente ampia. Altro elemento su cui credo che sia assolutamente utile soffermarsi, lui non pubblicizza il suo lavoro, è la parte SOS Trasporti. Vi assicuro che la quantità di casi, insomma l'altro giorno alla fine di FISE con te io ho detto vabbè, ho capito, ora faccio così, cambio intestazione del van, eccetera eccetera, così funziona. Mi ha detto vabbè, hai seguito il compitino, l'hai svolto con precisione. Sto facendo tutte queste pratiche che non è che me le abbia suggerito a livello personale, ho ascoltato quello che illustrava la platea e che oggi ha riconfermato, e che ci aiutano con poche attenzioni, aggiustando, come dire, la nostra documentazione, a metterci nelle condizioni di essere serenamente a trasportare i nostri cavalli e andare alle manifestazioni sportive. Ecco perché l'invito che continuo a farvi è: dedicate qualche minuto alla lettura delle apposite sezioni del sito FISE e poi rivolgetevi a FISE, quindi al comitato regionale che è sempre presente sul territorio, a chiedere o ad aiutarvi a risolvere quei problemi che non trovassero immediata risposta sul sito. Presidente. Grazie signori, grazie per l'attenzione che ci avete dato. Come stiamo cercando di far capire, la Federazione vuole
fare servizi, perché riteniamo che la gente che fa lo sport siete voi e che avete bisogno dei servizi. Stiamo cercando di implementarli sempre di più. Il vostro contributo è fondamentale per centrare gli obiettivi. A breve abbiamo messo già online i passaporti FEI, penso che sia un'informazione già conosciuta. A brevissimo entrerà online il tesseramento dei cavalli e quindi stiamo cercando sempre più di informatizzare il rapporto con gli utenti. Era una promessa, un impegno che abbiamo preso, ma perché riteniamo che il mondo vada in quella direzione e che il rapporto tra federazione, organizzazione e movimento che fa lo sport debba essere questo, cioè quello di risolvere dei problemi. Comitato regionale punto di riferimento, federazione deve risolvere i problemi al comitato regionale. Se questo schema funziona, il movimento va avanti e cresce. Se ci aiutate a farlo funzionare meglio, noi cerchiamo di dare tutti il supporto necessario. Grazie e buona giornata. Bene, grazie a voi, bravissimi.